Buongiorno e ben ritrovati e innanzitutto buon anno a tutti voi telespettatori di Antenna 3. Rieccoci con la nostra prima edizione, pronti per raccontarvi anche in questo 2023 quello che accade nel nostro Veneto a nord-est, insomma i fatti, l'economia, la politica, tutto quello che insomma riguarda il nostro territorio, i mille volti del nostro territorio e poi soprattutto la voce di voi telespettatori, la gente, insomma è il nostro primo obiettivo come sempre quello di dare la voce a voi e di poter portare le vostre istanze anche alle istituzioni se c'è qualcosa che ovviamente non va e che deve essere migliorato. Allora buon anno, vi rinnovo gli auguri e come sempre anche oggi staremo insieme fino alle 14:30, ci sono tantissimi temi sul piatto, daremo uno sguardo insomma a quello che ci attende in questo 2023 che si presenta ricco di avvenimenti, di eventi, anche di obiettivi da raggiungere non solo a livello politico ed economico. C'è però anche da raccontare un po' quello che abbiamo già narrato nelle ultime ore del 31 dicembre, quindi le ultime ore del 2022, a partire dalla morte di Benedetto XVI e il Papa Emerito, perché la salma è stata esposta, è da stamattina esposta in Basilica di San Marco e sarà esposta per 3 giorni. Ci sono anche le immagini della Basilica dell'esposizione della salma della Basilica nella Basilica di San Pietro di Papa Ratzinger. Ecco, le vediamo. Queste sono le immagini. È stata traslata la salma alle 7:15, un breve rito presieduto dal Cardinal Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di San Pietro, e poi è stata la preparazione per l'arrivo dei fedeli in visita al Papa Emerito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Benedetto XVI alle 8:50 prima dell'apertura della Basilica Vaticana. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha reso omaggio al Papa Emerito. Con lei il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ci sono tantissimi fedeli in fila, in coda in piazza San Pietro per entrare e rendere omaggio a Benedetto XVI. Poi più tardi ci collegheremo con il nostro Lorenzo Maier che ci racconterà anche della messa in suffragio prevista domani alla Basilica di San Marco alle 15:30 e che sarà celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Abbiamo raccontato il 31 dicembre, l'ultimo giorno dell'anno, anche le varie reazioni alla notizia ovviamente della morte del Papa Emerito di Joseph Ratzinger. Ma parlando del 31 non possiamo non iniziare con un bilancio di quello che è stato il Capodanno in Veneto. In particolare ci concentriamo nella Marca, ovviamente tanti festeggiamenti, il ritorno delle feste in piazza a partire da Piazza dei Signori a Treviso, 15.000 stimati nelle piazze, però come sempre purtroppo è stato anche un Capodanno nel quale si sono registrati eccessi alcolici, qualche incidente, un bambino di 5 anni al quale è scoppiato un petardo in mano, fortunatamente non è in gravi condizioni, e anche dei vandalismi, non solo, e lo rivedremo, l'atto vandalico a Nervesa della Battaglia nelle ore precedenti il Capodanno, anche la notte stessa diversi atti vandalici, uno in particolare a Valdobbiadene. Allora ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato, che vedo già con il sindaco di Valdobbiadene Fregonese. Buongiorno, buon anno Lucio, buon anno al sindaco. Allora faccio un po' un riepilogo di quello che è successo nella Marca. Allora, va detto subito il lato positivo, che non ci sono stati grandi interventi per quanto riguarda i vigili del fuoco. Questo va detto perché rispetto alle altre province del Veneto i vigili del fuoco nella notte di San Silvestro hanno registrato sostanzialmente 0 interventi. Nella mattinata c'è stato un incidente verso la zona di Cison, ma con solo un ferito, niente di particolare. Come dicevi giustamente tu, c'è stato il caso del bambino di 6 anni che come dire, ha dei problemi, ha delle ustioni a una mano per un petardo che ha raccolto in centro a Treviso, tanto vero che il comandante Gallo ha già detto che per l'Epifania come dire, metterà dei vigili urbani in borghese, perché l'unica maniera per sanzionare queste persone è quella di coglierli sul fatto. Ma io sono qui a Valdobbiadene, sono con il sindaco fregonese, perché se le immagini con il nostro Tonio Esposito vi fanno vedere, c'è stato il vandalismo della scacchiera, anzi della damiera, perché vi sono due scacchiere, una proprio per gli scacchi e l'altra
l'altro per la dama. Di per sé non è un grande vandalismo, però è un gesto in una piazza che è stata inaugurata di recente, che a quanto pare oltre il mercato sta accogliendo un grande successo. Sindaco, al di là, diciamo così, della spesa che è relativa perché è un po' di plastica, è il gesto che va da condannare. Sì, buongiorno a tutti. Noi per la notte di Capodanno non avevamo organizzato feste particolari in piazza. Probabilmente si tratta di una ragazzata. È chiaro però che anche questi gesti, insomma, vanno perseguiti. Insomma, noi con le registrazioni telecamere, insomma, cercheremo di individuare gli autori, se non altro per far capire che il rispetto per il patrimonio pubblico, per le cose degli altri, insomma, va mantenuto. Laddove si fa un errore si può rimediare, insomma, ci auguriamo che così avvenga. Lei si augura che i genitori o comunque questi ragazzi si presentino in municipio per dire siamo stati noi, chiediamo scusa. Tra l'altro poi va anche ricordato, Nicola, che un altro gesto vandalico è stato fatto la stessa notte di Capodanno, però a Dosson, dove dei ragazzi che sono stati ripresi e quindi verranno sanzionati hanno deciso di prendere l'armadio dove ci sono i libri pubblici e di buttarli direttamente in fiume, così, tanto per fare. E allora questi gesti e questi giovani come vanno educati? Ma vanno educati sicuramente all'interno delle famiglie. Non so dirvi ora se si tratta di un gesto di ragazzi o di adulti, perché va detto che questa damiera scacchiera viene utilizzata da bambini, famiglie, ragazzi, ma anche da adulti. Quindi io prima di dare giudizi, insomma, voglio accertarmi su chi sia stato. Ma in ogni caso, giovani o adulti, anziani, non cambia. Il rispetto per la cosa pubblica va mantenuta. Se si fanno degli errori si chiede scusa e si rimedia. Tengo a precisare che al di là della rottura di alcuni pezzi di plastica della scacchiera damiera, in realtà non ci sono stati altri episodi di danneggiamento, imbrattamenti, quindi è veramente un episodio limitato che comunque va perseguito, va seguito. Un Capodanno che anche a Valdobbiadene ha visto, insomma, festeggiare in maniera consapevole e responsabile tutti quanti. Ho riscontrato un bel dato, la presenza di turisti austriaci, tedeschi e inglesi venuti qui già dal giovedì per fare il Capodanno anche sulle nostre colline, e questa per me è una novità, insomma, che sia anche una destinazione per delle brevi vacanze di Natale, di Capodanno, insomma, questo fa bene. A maggior ragione, visto che abbiamo sempre più gli occhi puntati da tutto il mondo, dobbiamo saper dimostrare a tutto il mondo la nostra educazione e rispetto per la cosa pubblica. Nicola, il sindaco ti ascolta. Le faccio solo una brevissima domanda, visto che è qui con noi e non c'entra nulla con il Capodanno. Abbiamo visto, lo stesso Lucio ci ha raccontato l'apertura, la riapertura in questi giorni del Covid Hotel, le Guicciardini, pronti insomma a eventuali interventi? Sì, è tutto pronto già da ieri, c'è stato un grande lavoro in poche ore da parte dell'ULSS, dell'azienda sanitaria, e da parte dei volontari di protezione civile. Già da ieri pronti, non sono ancora arrivati ospiti al Covid Hotel, ma se fosse necessario insomma, ci sarà data disponibilità intanto per 10, ma insomma, fino a 30 posti letto. Mi auguro che non sia necessario, ma se sarà necessario l'importante è far sapere che siamo pronti. Ecco, una domanda invece riguarda i prossimi giorni, l'Epifania. Voi come siete organizzati per il discorso dei panevin, dei fogaron? Il quartiere del Piave è un rito anche da voi, però c'è il problema dell'inquinamento che Treviso ad esempio ha già deciso di bloccare i panevin. Noi ci siamo allineati con quasi tutti i comuni trevigiani. Va detto che Valdobbiadene dall'anno scorso, essendo un comune di oltre 10.000 abitanti, è stato inserito, insomma, tra quei comuni che in caso di allerta arancione o rossa per sforamento, insomma, delle PM10 e 2,5 dovremo dare delle limitazioni. Esistono già delle limitazioni in alcune zone sul traffico. Per quanto riguarda il Panevin, abbiamo concesso fino a un massimo di 5 sul territorio, su tutto il territorio comunale. Probabilmente saranno meno, perché ad oggi chi ha fatto richiesta con SCIA sono 2, stiamo attendendo la terza. Ci sarà ovviamente tutte le prescrizioni di safety security,
i volontari antincendi boschivi sono già pronti e organizzati per dare assistenza ai Panevin. La tradizione rimanga, ovviamente nel rispetto delle regole, ma devo dire che le associazioni e i comitati di Valdobbiadene già lo fanno da anni, quindi buona Epifania a tutti, che sia soprattutto per i bambini un momento di gioia. Benissimo. A te, Nicola. Grazie a Lucio, grazie anche al sindaco Fregonese. Allora, in attesa di collegarci con Padova fra pochissimo, anzi con San Martino di Lupari, abbiamo accennato, ed è stato ancora più scalpore l'atto vandalico, invece è andato in scena la notte tra il 30 e il 31 dicembre, l'abbiamo raccontato. Rivediamo allora le immagini di Mattia Pizzaia al servizio di Anna De Roberto, perché ci sono indagini in corso invece per scovare chi ha letteralmente fatto esplodere il cannone del monumento agli artiglieri a Nervesa della Battaglia. Hanno sentito una forte esplosione, tutto qua. E stamattina siamo venuti a vedere, perché siamo stati avvisati del danno e abbiamo verificato. Eccolo il danno, la bocca da fuoco del cannone del monumento agli artiglieri della Grande Guerra di Nervesa della Battaglia, boato nella notte. È quello che diversi cittadini hanno sentito, 2 colpi per la precisione, un primo e un secondo molto più forte. E proprio quest'ultimo potrebbe aver causato il danno al monumento in bronzo. A terra, a pochi passi, l'estremità saltata nel botto, un monumento danneggiato evidentemente con materiale esplosivo. Può essere un atto di vandalismo, come potrebbe essere successo qualcosa di più grave, ma non sappiamo. Non era mai successo niente finora e questo è un fatto che ci scuote un po' tutti. I carabinieri hanno raggiunto il posto, stanno facendo accertamenti, la denuncia presentata dal commissario De Palma verrà formalizzata nelle prossime ore. L'indignazione è palpabile, un monumento simbolo del sacrificio, del coraggio degli artiglieri italiani, violato così nella notte. Questo il servizio di Anna De Roberto 2 giorni fa, proprio quando era stato scoperto il fatto. Ci sono ovviamente indagini in corso e ci sono delle novità che vi racconteremo poi nel corso dei nostri telegiornali questa sera. Da Anna De Roberto ancora, ma stavolta a San Martino di Lupari. Buongiorno Anna, buon anno, per tornare a parlare purtroppo del delitto di San Martino di Lupari. Buongiorno. Sì, eccoci Nicola, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Allora siamo proprio nella piazza di San Martino di Lupari, alle mie spalle c'è il Duomo di San Martino di Lupari, perché è qui che verranno celebrati i funerali di Maria Angela Sarto, lo ricordiamo, l'anziana di 84 anni che è stata massacrata nella sua abitazione la notte di Santo Stefano, principale sospettata per l'uccisione della donna e il tentato omicidio del padre Giorgio Miatello, che lo ricordiamo è in ospedale, è la figlia maggiore Diletta Miatello. La data dei funerali è stata fissata, però non abbiamo ancora un orario. Vi spiego perché. Pensate che in questi giorni ci sono stati diversi decessi qui a San Martino di Lupari, tra i quali addirittura un padre e un figlio che sono morti lo stesso giorno per cause naturali. Dunque non è ancora stata decisa la data, perché mancano alcune carte e perché appunto sono diversi i funerali che devono essere organizzati proprio qui in questo piccolo comune dell'Alta Padovana. Don Livio Buso, che è il parroco del Duomo di San Martino de Lupari, in questo momento l'abbiamo raggiunto al telefono, è alla Casa Alpina per trascorrere alcuni giorni di vacanza per queste festività. Abbiamo parlato con lui al telefono e anche lui ci ha confermato che mancavano ancora alcune carte e la data del funerale inizialmente prevista per la mattina sarà l'orario, scusatemi, del funerale inizialmente previsto per il mattino sarà spostato nel primo pomeriggio. Comunque la data dovrebbe essere quella di mercoledì. Il sindaco Nivo Fior, che abbiamo contattato al telefono, ci ha già detto che per quel giorno sarà lutto cittadino. I commercianti con cui stavamo parlando mentre eravamo in attesa di collegarci con voi hanno già detto che appunto abbasseranno le serrande. Poi abbiamo avvicinato anche qualche cittadino qui di San Martino di Lupari che, pensate, non conosceva personalmente la famiglia, ma ci ha comunicato che ha intenzione comunque di partecipare al funerale di Maria Angela. Era una donna ben voluta, era una donna comunque conosciuta in paese, ma la tragedia
di questi coniugi ha davvero sconvolto questo comune, quindi saranno davvero tanti i partecipanti ai funerali della donna. La donna, appunto, che ricordiamo è stata massacrata, l'autopsia ha rivelato come sia morta dissanguata e anche come si sarebbe potuta salvare se gli interventi di soccorso fossero stati tempestivi. Dunque vi possiamo dare questa notizia: c'è una data ma non c'è un orario. A ufficiare l'ultimo saluto per la donna sarà il parroco Don Livio Buso. Tante le persone che vi vorranno partecipare, sicuramente sarà lutto cittadino, sicuramente ci sarà Chiara a dare l'ultimo saluto alla mamma, la figlia minorenne che ha trovato il corpo della donna e il papà agonizzante a terra. E proprio sulle condizioni di salute del papà di Giorgio Miatello abbiamo delle novità, abbiamo preparato un servizio per voi perché le novità sono buone. Il papà sta migliorando, è ancora ricoverato ovviamente in ospedale, ma le sue condizioni stanno migliorando, quindi vi facciamo vedere il servizio. Resta ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Padova il marito di Mariangela Sarto, l'86enne Giorgio Miatello. Era stato trovato agonizzante la mattina del 27 dicembre dalla figlia Chiara. Dopo 3 giorni di agonia l'uomo è stato estubato, resta monitorato, ma le sue condizioni sembrano migliorare. Ed è la sua testimonianza quella che potrebbe essere chiave per l'inchiesta che vede indagata la figlia maggiore Diletta Miatello con la duplice accusa di omicidio volontario della madre e di tentato omicidio del papà. Domani la donna riceverà nel carcere di Montorio a Verona la visita dell'avvocato Elisabetta Costa, che non ha escluso di poter richiedere come strategia difensiva per la sua assistita una perizia psichiatrica. Sono diversi gli elementi che farebbero ricondurre il massacro della notte del 26 dicembre ad una premeditazione. Che ci fossero dissidi in famiglia era noto da tempo, i carabinieri erano già intervenuti nella casa di via Galilei più volte. La figlia di Diletta si era trasferita e viveva accanto a loro da circa un anno, dipendeva economicamente anche dall'aiuto dei genitori. Diletta è apparsa agli occhi dell'avvocato fortemente provata, per questo è stata chiesta per lei sorveglianza continua. Nei prossimi giorni è previsto anche un incontro tra l'avvocato Costa e i medici che avevano in cura Diletta al centro di salute mentale di Cittadella, una cura però mai veramente iniziata per la 51enne che avrebbe disertato diversi appuntamenti già fissati. Sei di nuovo in diretta, Anna. Allora abbiamo detto che ci sarà i funerali mercoledì e ci sarà lutto cittadino, mi confermi questo? Sì, ti confermo, perché il sindaco, che non è oggi in comune, anche lui si è preso qualche giorno per queste festività natalizie, ci ha confermato che sarà comunque lutto cittadino. Poi appunto abbiamo parlato con i commercianti, sarà una chiesa, vedete comunque alle mie spalle, è una chiesa molto grande, quindi non credo che ci sarà bisogno di mettere dei maxi schermi, come peraltro a volte avviene soprattutto quando ci sono funerali di minori. La chiesa è molto grande, quindi potrà davvero contenere le tante persone che vorranno accorrere a dare l'ultimo saluto a Maria Angela. Ci sarà ovviamente Chiara con la sua famiglia. Per ora pare, questa è un po' una delle notizie che siamo riusciti ad avere anche dall'avvocato Elisabetta Costa, che Diletta non abbia incontrato nessuno, quindi non abbia chiesto nemmeno della sorella Chiara, non abbia incontrato dei parenti o comunque dei familiari. Grazie davvero ad Anna De Roberto. Un dramma che abbiamo raccontato l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre, è la tragedia di Pasian di Prato, l'incendio nella struttura protetta gestita dalla cooperativa Aedis in provincia di Udine, con un morto e 2 feriti, un 17enne morto. Gli inquirenti sono al lavoro per far luce sulle cause del rogo. La Procura di Udine inizierà oggi ad ascoltare i giovanissimi ospiti della struttura protetta di via Campoformido a Pasian di Prato, dove la notte tra il 30 e il 31 dicembre un incendio ha causato la morte di un 17enne albanese. Dalle testimonianze dei ragazzi, il magistrato che conduce l'indagine potrebbe ricavare elementi utili per risalire alle cause del rogo che dal primo piano della palazzina si è propagato fino al tetto. Tra le ipotesi anche quella di un gioco finito male proprio tra i ragazzi. A perdere la vita Lady Animerai, in Italia da 2 anni, trovato privo di vita in una delle stanze invase da fumo e fiamme.
Il ragazzo, ben voluto da tutti, stava ottenendo la licenza per lavorare come carrozziere. Il suo compagno di stanza, un minorenne ghanese, ha riportato gravi ustioni ed è ora ricoverato a Verona. All'ospedale di Udine è stato invece trattenuto in osservazione un educatore che ha rischiato la vita per soccorrere i 2 giovani. Così dunque le indagini, c'è anche purtroppo da registrare sempre nella notte di Capodanno, lo vediamo dal sito del Gazzettino.it, a Sant'Anna d'Alfaedo, la morte la sera di Capodanno di una 25enne. Valentina muore mentre va a una festa, aveva 25 anni, mancava mezz'ora alla mezzanotte quando l'auto si è schiantata. Valentina Vallenari Benedetti era in auto con una amica sul sedile del passeggero, stavano andando a festeggiare, pronte per il brindisi di mezzanotte. Lo schianto alle 23:30, la Fiat Punto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. È l'ennesima purtroppo vittima di un 2022 che è stato davvero tragico sulle strade del Veneto. Sappiamo le 73 vittime della Marca, ma un'altra provincia falcidiata è stata quella di Verona, e purtroppo la conferma è arrivata da anche l'ultima tragedia dell'anno, poche ore prima del Capodanno. Peraltro, e lo faremo sentire più tardi, uno dei passaggi del discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella è stato proprio dedicato ai giovani, all'appello per la sicurezza stradale. Ancora la cronaca, attimi di paura a Castelgomberto, siamo nel Vicentino per un incendio. Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio a Castelgomberto per l'incendio divampato all'interno di una taverna garage. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal distaccamento di Arzignano e dalla centrale di Vicenza con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori hanno circoscritto le fiamme, evitando il coinvolgimento dell'intera abitazione. L'incendio ha bruciato gran parte delle masserizie messe a deposito nel locale, interessando anche il laterizio del solaio. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Torniamo a parlare di Benedetto XVI, la morte di Benedetto XVI, mentre vediamo dalle immagini in diretta di Vatican Media la coda dei fedeli in piazza San Pietro che appunto si stanno recando alla Basilica per rendere omaggio a Benedetto XVI. La salma, lo sappiamo, è esposta all'interno della Basilica. Ci colleghiamo in diretta telefonica con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, buon anno anche a te. Domani è prevista la messa in suffragio alla Basilica di San Marco, presieduta dal Patriarca Moraglia, è così? Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori, buon anno anche a te e a tutti i nostri telespettatori ovviamente. Sì, è così, domani pomeriggio il Patriarca alle 15:30 presiederà alla cattedrale una messa in suffragio in ricordo di Benedetto XVI. La figura di Papa Benedetto, come abbiamo sentito in questi giorni, è molto presente e legata qui a Venezia, perché si ricorda ovviamente la grande visita del maggio 2011 in cui visitò la chiesa di Venezia e le diocesi del nord-est. Peraltro possiamo dirvi Nicola che abbiamo avuto conferma pochi minuti fa che alla celebrazione dei funerali presieduta dal Santo Padre concelebrerà anche il Patriarca di Venezia Monsignor Moraglia in rappresentanza della Conferenza Episcopale Triveneta, quindi il Patriarca, dopo aver presieduto domani la messa in suffragio in ricordo di Papa Benedetto, partirà subito per Roma per poter partecipare insieme a tanti altri, ovviamente concelebranti, rappresentanti della Chiesa di tutto il mondo, alla celebrazione che si svolgerà all'aperto in piazza San Pietro, e poi ritornerà il Patriarca Monsignor Moraglia subito a Venezia per presiedere venerdì 6 la grande festa dell'Epifania. La celebrazione in omaggio a Papa Benedetto che si terrà domani in cattedrale ovviamente non è l'unica. Già la diocesi di Venezia, attraverso una nota dello stesso Patriarca, ha chiesto a tutte le parrocchie di unirsi in preghiera in vari modi. Sono state suonate le campane a lutto proprio quando è stata data notizia della morte di Papa Benedetto, e ci sarà nel nostro Veneto anche una messa alla cattedrale di Treviso alle 8:30 presieduta da Monsignor Tomasi,
il giorno dei funerali, quindi giovedì 5 alle ore 8:30, ma le celebrazioni saranno, già in queste ore ce ne sono state, anche veglie di preghiera saranno numerose, proprio perché tutto il Veneto e Venezia in particolar modo vuole unirsi a questa preghiera in suffragio di Papa Benedetto. Tra i ricordi abbiamo sentito in queste ore anche quello dell'amato patriarca di Venezia, Cardinale Angelo Scola, oggi arcivescovo emerito della diocesi di Milano, che ha ricordato proprio i giorni salienti, ma direi anche i mesi preparatori di questa grande visita alle chiese nel nord-est che ci fu nel 2011, culminata poi con la messa al Parco di San Giuliano davanti a 200.000 fedeli, ma in quei 2 giorni ci furono anche tante altre iniziative che accolsero Papa Benedetto con grande entusiasmo, con grande fede e anche con grande partecipazione da parte della città. Ricordiamo, oltre alla messa, all'arrivo, il sabato, la giornata precedente all'Eucaristia di domenica, quando il Papa visitò proprio la Basilica di San Marco, contemplando i mosaici e raccogliendosi in preghiera, oppure anche l'incontro che ebbe prima di partire, poi di rientrare a Roma alla Basilica della Salute con tutti i rappresentanti della società civile, che autorità cittadine, in quella che è sempre stato un suo punto di riferimento come la Basilica della Salute, il Marcianum, la Fondazione Marcianum, che venne ideata da Scola ma che ebbe subito l'apprezzamento anche di Papa Benedetto XVI. Grazie Lorenzo. Allora ci hai dato anche una notizia importante, cioè che il Monsignor Francesco Moraglia, il Patriarca di Venezia, sarà giovedì mattina a San Pietro a concelebrare la messa per i funerali di Benedetto XVI, ovviamente celebrati la cerimonia è officiata da Papa Francesco, quindi alle 9:30 in piazza San Pietro all'aperto. Grazie davvero, quindi ci sarà anche il Patriarca di Venezia. Grazie Lorenzo Maier. A voi. Grazie davvero. Allora noi adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo in diretta. La nostra capacità di reagire alla crisi generata dalla pandemia è manifestata dall'importante crescita economica che si è avuta nel 2021 e nel 2022. Le nostre imprese a ogni livello sono state in grado, appena possibile, di ripartire con slancio. Hanno avuto la forza di reagire e spesso di rinnovarsi. Le esportazioni dei nostri prodotti hanno tenuto e sono anzi aumentate. L'Italia è tornata in brevissimo tempo a essere meta di migliaia di turisti da ogni parte del mondo. La bellezza dei nostri luoghi e della nostra natura ha ripreso a esercitare una formidabile capacità attrattiva. Dunque ci sono ragioni concrete che nutrono la nostra speranza, ma è necessario uno sguardo d'orizzonte, una visione del futuro. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza spinge l'Italia verso questi traguardi. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione. Lo dobbiamo ai nostri giovani e al loro futuro. Di nuovo in diretta, allora così il Presidente Mattarella, il Capo dello Stato, uno dei passaggi, dei tanti passaggi del discorso di fine anno per guardare al 2023 con fiducia e con ottimismo, ma senza perdere il treno fondamentale del PNRR, quindi un monito alla politica. Parliamo allora in questo spazio di quello che ci aspetta nel 2023, ma diamo anche uno sguardo al 2022 e non possiamo non farlo se non con il nostro direttore Luigi Bacciali, direttore di Media Nord-Est. Buongiorno e buon anno. Buongiorno, grazie Nicola, buon anno a te e a tutti i nostri telespettatori. Allora, prima di parlare del 2023, insomma delle sfide di quest'anno che sono tante e importanti, facciamo un passo indietro e guardiamo al 2022, guardiamo anche a noi, a Media Nord-Est al 2022. Che anno è stato, direttore? È stato un anno di luci e di ombre, di luci perché è continuata la nostra crescita e sono lì a testimoniarlo i dati dei nostri ascolti dovuti al legame che abbiamo saputo stabilire con i nostri
telespettatori, ed è stato anche un anno di ombre per quel che riguarda la vicenda che ha coinvolto il nostro proprietario di Media Nord-Est e l'azionista di maggioranza Giovanni Giannakopoulos. Si è tentato di screditarci, succede spesso nel nostro settore quando la concorrenza vede rispetto a dati deludenti, mortificanti per quanto riguarda le vendite delle copie dei quotidiani, tanto per fare un esempio rispetto a quanto stanno facendo le televisioni locali e i social. Allora c'è subito chi ne approfitta per così danneggiare gli avversari, i rivali. Le motivazioni della revoca dell'interdizione ai danni del nostro azionista di maggioranza, l'ingegner Giovanni Giannakopoulos, dimostrano che noi eravamo nel giusto, che tutto l'impianto accusatorio era costruito sull'argilla, e infatti le accuse sono state smontate dall'avvocato Maurizio Paniz e il nostro azionista di maggioranza ha potuto tornare a svolgere, come ha sempre fatto per tanti anni, con grande dedizione, il suo lavoro. Restano i danni che abbiamo subito a livello di immagine per accuse che sono state, si è dimostrato, fossero del tutto inconsistenti rispetto poi in particolare al nostro mestiere e soprattutto alla redazione bassanese, che ha realizzato e mandato in onda dei servizi che erano stati definiti diffamatori da parte della Procura di Vicenza, e il Tribunale del riesame ha detto che la diffamazione proprio non sussiste, e questo dimostra proprio la serietà, lo scrupolo, il nostro lavoro, così come è stato portato avanti finora, non può essere messo diciamo all'indice. Questa è stata una notizia per noi molto positiva, perché su questa linea noi ci siamo sempre mossi. Tu in uno spot dici saremo sempre dalla vostra parte, no? E quello è la stella polare del nostro lavoro, stare dalla parte dei cittadini. Se i cittadini in una USL piuttosto che in un'altra ci raccontano di disservizi, di liste d'attesa interminabili, di spostamento di pazienti da un nosocomio all'altro, di tanti difetti della sanità, in questo caso bassanese, noi cosa dovremmo fare? Tacere, metterci la mordacchia? Noi siamo andati ad una conferenza stampa da cui siamo stati cacciati dal direttore generale Bramezza. Avremmo dovuto tacere rispetto a questo, non avremmo dovuto reagire. No, siamo andati avanti proprio perché da mesi i cittadini ci sollecitavano a raccontare le cose come stavano, e così abbiamo fatto, e lo facciamo anche con tutte le altre USL e non soltanto con la sanità, su tutti gli altri settori, la politica, perché noi non abbiamo dei padroni politici, noi abbiamo come padroni i telespettatori. Questi sono i nostri veri padroni, al di là della proprietà dell'azienda a cui io faccio sempre riferimento. E vorrei anche dire rispetto a questo, è stato detto dell'ingegner Giannakopoulos che godeva di poteri assoluti, che come proprietario ordinava i servizi. Chi sostiene qualcosa del genere non è al corrente delle dinamiche dell'informazione, dove il direttore stabilisce una linea editoriale, la concorda con l'azienda e in base a quella linea procede. Si può mai immaginare che il proprietario di una televisione possa imporre al direttore responsabile una linea che il direttore non condivide? Si può immaginare che il direttore responsabile di una testata non parli con i suoi riferimenti, con l'editore Filippo Giannakopoulos, col proprietario Giovanni Giannakopoulos? Quindi tutto quello che è stato fatto è stato concordato e siamo andati nel solco dell'informazione che abbiamo sempre voluto mantenere, e cioè quello di raccontare i fatti per come stanno e di non
piegarsi di fronte a qualsiasi tipo di intimidazione. Ed è quello il faro che i nostri telespettatori sono i nostri padroni, è quello che ci porterà anche nel 2023. Insomma, l'obiettivo è sempre quello di dare la voce proprio a loro. Allora, che 2023 ci aspetta secondo te? Ci sono tanti sul piatto, tanti temi, e ce n'è uno insomma che lo ricorda il nostro countdown ormai da tanto tempo, l'autonomia. L'autonomia, il 2023 dovrebbe essere l'anno cosiddetto dell'autonomia, l'abbiamo detto tante volte, l'anno dell'autonomia è il 2020, 21, 22, quest'anno forse ci siamo. Ma a sentire chi di autonomia si sta occupando direttamente, cioè il presidente Zaia, il ministro Calderoli e poi tutta la delegazione trattante con il professor Bertolissi, tanti costituzionalisti, tanti giuristi, sembrerebbe l'anno buono. Sono 5 anni che aspettiamo, noi abbiamo il counter sulle nostre reti, ecco, 1898 giorni dal 22 ottobre del 2017, non ci si può rassegnare alle sconfitte, non bisogna evitare di difendersi dagli attacchi di chi in questo caso l'autonomia non la vuole, sono in tanti, perché l'autonomia è responsabilizzazione ed è molto più semplice avere l'alibi del comanda qualcun altro, no? Tu sei al guinzaglio di qualcuno, ti puoi lamentare di essere al guinzaglio, ma nel frattempo dici, beh, ma è lui che non mi consente di fare le mosse che voglio fare, è lui che mi impedisce di gestire una regione. No, invece l'autonomia vuol dire tu sei responsabile delle risorse che ti danno e che ti daranno in base ai LEP, i livelli essenziali di assistenza. Di questo si sta parlando e questi saranno decisi entro il 2023. È codificato, c'è un disegno di legge che è arrivato in Consiglio dei Ministri che proprio stabilisce questo, mette questi paletti. Quindi una volta ottenuti questi LEP, si spera magari prima ancora della fine dell'anno, andrà in Consiglio dei Ministri il disegno di legge, la legge attuativa, il decreto attuativo e ovviamente poi ci sarà il passaggio parlamentare. È un percorso ancora lungo, ma nel 2024 finalmente dovremmo arrivare all'obiettivo. Nel frattempo continueranno gli scontri, le polemiche, gli attacchi spesso strumentali e pretestuosi da parte di chi non la vuole, ma i veneti hanno votato sì al 98% e quindi devono essere assecondati, non si può calpestare la volontà popolare in questo modo, tradendo un obiettivo che è stato fortemente voluto. Passiamo alla manovra. La manovra, peraltro da ieri in realtà i rincari sono arrivati. La prima stangata del 2023 l'abbiamo un po' anticipato raccontando il 31 dicembre con Lucio Zanato nel suo giro tra i distributori il ritorno insomma dei prezzi del carburante alla versione pesante, diciamo, perché non è stato poi confermato il taglio alle accise. Come leggere la manovra che è stata in extremis approvata? Ma io credo che non sia la migliore delle manovre possibili, si possono fare ci sono tanti dubbi, ci sono tante critiche anche legittime. Io non credo che sia una manovra che sia stata, come dice il centro-sinistra, fatta per danneggiare i più deboli. Quando si alzano le pensioni, anche le pensioni minime anche di poco, quando si taglia il cuneo fiscale anche di poco, quindi consentendo ai dipendenti di avere qualcosa in più nelle buste paga, quando si fa una riforma fiscale che può essere più accettabile rispetto alla pesantezza del fisco e della pressione fiscale che è stata esorbitante fino all'altro ieri, credo che si vada nella direzione contraria a quanto dice il centro-sinistra. Per cui Giorgia Meloni e il suo governo faranno e hanno fatto sicuramente degli errori, ma da questo punto di vista mi pare che non possano essere criticabili rispetto ad altre
ad altre manovre che sono state, come ricorderete, si era detto tanti anni fa, anche recentemente, erano state definite manovre lacrime e sangue. Dopodiché, se il governo dovesse sospendere nuovamente le accise, purtroppo i carburanti sono aumentati di nuovo, la benzina, il diesel, abbiamo visto dal 31 in poi, hanno subito un altro rincaro. Credo che farebbe un bene per un paese che ha bisogno di poter respirare di nuovo e di poter quindi svilupparsi così come questo governo sembra intenzionato a voler fare. In termini strettamente politici, in Veneto il 2023 sarà anche un anno importante che seguiremo ovviamente giorno per giorno, quando inizierà la corsa vera e propria, le amministrative, e chiaramente Treviso e Vicenza la fanno un po' da padrone. Ci sono tanti comuni che vanno al voto, ma i due capoluoghi che saranno sotto i nostri riflettori. Anche qui una partita diversa, da una parte entrambi i sindaci che cercano la riconferma, ovviamente Rucco da una parte, quindi il centrodestra, e dall'altra un centrosinistra che ancora deve sciogliere le riserve. A Treviso una partita decisamente diversa, con un Mario Conte strafavorito, e anche in questo caso un centrosinistra che tentenna ancora, si sta ancora aspettando la discesa in campo ufficiale del candidato in pectore Giorgio De Nardi. Anche qui è una lettura importante, soprattutto in chiave 2025 regionali. Sì, diciamo che dopo la debacle del centrodestra a Padova e a Verona, il centrosinistra spera di ottenere lo stesso risultato, analoghi risultati sia a Treviso che a Vicenza. Treviso credo che sia molto difficile scalzare Mario Conte, perché è un sindaco che ha fatto molto, che è molto apprezzato, che è molto benvenuto. Io parlo con i trevigiani e vedo che c'è dappertutto molta stima, molto apprezzamento. Forse a Vicenza la partita sarà più complicata per Francesco Rucco, ma anche lì è un sindaco che non ha fatto male, che ha delle carte ancora da giocare. Certo, il centro-sinistra farà di tutto per scalzare questi primi cittadini. A Treviso francamente mi sembra difficile, anche perché si è visto cosa succede quando vengono candidati degli imprenditori, no? Lo si è visto, purtroppo gli imprenditori o le persone che non hanno avuto un ruolo politico, non godono di grande popolarità, poi alla fine sono destinati, abbiamo visto a perdere. Candidare un Carneade o comunque a Treviso qualcuno che non ha una popolarità, che non è conosciuto come altri politici del centro-sinistra, secondo me può essere un problema. Poi sai, la politica è l'arte del possibile, è difficilissimo fare previsioni e quindi è anche difficile fare pronostici, però francamente mi sembra che a Treviso Mario Conte sia in sella e lo possa restare tranquillamente. Chiudo con un altro sguardo al 2023 molto importante, l'ambiente. Stiamo assistendo tuttora a un inverno anomalo. È chiaro che le temperature si sono abbassate, ma non solo in Italia, anche in Europa è un inverno anomalo, perché le temperature sono più alte della media, questo è indubbio, e gli esperti, i meteorologi già parlano di un 2023 che potrebbe rientrare nella top 10 o la top 20 degli anni più caldi di sempre. C'è uno spettro dunque di nuovo di una siccità che ci ha colti un po' impreparati l'anno scorso e quest'anno non ci deve assolutamente cogliere impreparati. È un tema che va discusso seriamente. Io sono convinto di sì e credo che purtroppo finora ci siano state grandi vertici in Europa e altrove, con conclusioni e con obiettivi che non sono stati raggiunti il più delle volte e che poi vengono in qualche modo rimossi dall'opinione pubblica, perché credo che qui si debba fare un po' autocritica. I giornali e le televisioni ne parlano troppo poco, cioè si parla dell'alluvione, si parla del Mose che difende Venezia per fortuna, dopo tutti i soldi che sono stati
investiti in questa opera di ingegneria idraulica colossale e fantastica, però poi ci si dimentica delle emissioni, di cosa sta succedendo con la crisi climatica, col surriscaldamento globale, e stiamo andando incontro, stando agli studi anche più recenti, a delle catastrofi. Quindi in alcuni casi poi siamo all'irreversibile, cioè, nel senso che ormai sono situazioni che sono praticamente difficili da mutare e da sanare. Quindi io penso che noi dovremmo parlarne molto di più, penso che ormai ci sia una grossa sensibilità dell'opinione pubblica sulla questione e penso che si debba fare ciascuno la nostra parte. Possiamo farlo, come è noto, per ridurre le emissioni di anidride carbonica con prospettive tra l'altro tecnologiche straordinarie. Adesso si parla tanto di energia nucleare, fusione fredda, fonti rinnovabili. E poi ci sono sistemi, l'abbiamo visto anche di recente in base agli studi che sono stati pubblicati, c'è un sistema per cui dalle emissioni industriali può essere catturata l'anidride carbonica che produce l'effetto serra e sparata nel sottosuolo. Adesso io non sono un tecnico, però rispetto a queste ed altre alternative, rispetto a queste ed altre tecniche per combattere l'effetto serra e il riscaldamento globale, credo che ci debba essere una grossa attenzione e un impegno da parte soprattutto delle istituzioni, perché anche, devo dire, anche rispetto a questo governo sentiamo parlare di tanti argomenti importanti, importantissimi, preeminenti, però si parla sempre poco della difesa dell'ambiente, che ormai è veramente una priorità assoluta. Ci riguarda anche da molto vicino, perché Venezia è proprio nel mirino di queste purtroppo catastrofi che potrebbero arrivare, e non ormai tra un secolo, ma molto più vicino. Direttore, grazie per essere stato con noi in questo spazio. Insomma, ci ha dato uno sguardo a quello che racconteremo tra le tante cose quest'anno, in questo 2023, sempre tenendo come obiettivo quello di dare la voce alla gente, che è la cosa più importante davvero. Grazie davvero. Nicola, grazie a te, buon anno di nuovo a tutti i nostri telespettatori. State sempre sulle nostre reti, noi siamo dalla vostra parte, i nostri giornalisti, i nostri tecnici, tutti coloro che fanno parte di Media Nord-Est hanno questo obiettivo. Allora, nel salutare il direttore, vediamo, a proposito invece di sguardo un po' verso il 2023, a giorni ormai, una boccata di ossigeno è di solito la partenza dei saldi invernali. Allora vediamo come si prepara Venezia per i saldi invernali. È il servizio partenza saldi che ha realizzato il nostro Lorenzo Maier. Mancano davvero pochi giorni e è vero, diciamo che i consumi sono un po' scesi anche a causa delle tante spese e tanti rincari, ma si spera che ci sia una piccola boccata d'ossigeno anche per i saldi. Grazie direttore. Grazie a te. Pochi giorni al via dei saldi che a Venezia e in Veneto scatteranno ufficialmente il 5 gennaio fino al 28 febbraio 2023. Con il presidente di Ascom Venezia, Roberto Magliocco, è anche l'occasione di tracciare un primo bilancio sul 2022 che si sta concludendo. Rispetto all'anno precedente c'è stato un raggio di sole. Diciamo che la prima metà dell'anno, fino ai primi di giugno, la stagione era partita in sordina, poi dai primi di giugno in poi la stagione ha recuperato e ha messo il cuore in pace in molti commercianti che aspettavano con impazienza la possibilità di poter recuperare i corrispettivi per poter pagare le spese e anche i debiti. Si è sentita la mancanza della crocieristica. Trovo un po' scandaloso il fatto che la Marittima sia abbandonata a se stessa, una città che è nata sul mare e che da sul mare ha trovato la sua forza, i suoi tesori. Adesso tutto su un colpo faccia la guerra
ai traffici marittimi. Tra i punti di forza, invece, La Biennale ha avuto un successo strepitoso in termini di consenso e in termini di visitatori. La parte dell'Arsenale rivitalizza tutto Castello Est, pertanto se non ci fossero state queste iniziative sarebbe stata una periferia sulla periferia. Così dunque un po' lo sguardo al 2022 e al 2023. Adesso però allarghiamo il nostro sguardo dal Veneto, ma è uno sguardo importante perché parliamo di giornate storiche, l'entrata non solo per l'Italia ma anche per l'Europa, l'entrata nell'area Schengen e nell'euro della Croazia. Lo raccontiamo con il nostro Marco Stabile, la redazione di Tele4 che vedo già, che è andato proprio al confine con la Croazia. Siamo a Castel, zona di Dragogna, per raccontare questa giornata storica, l'entrata della Croazia nella zona Schengen e anche nell'euro. Allora Marco Stabile, il suo primo contributo. Buongiorno a tutti e grazie. Buongiorno a tutti e grazie della linea dal confine di Castel. Passaggio libero, che significa Istria senza più confini. È l'effetto dell'ingresso della Croazia nell'area Schengen avvenuto alla mezzanotte del 2022 e con il 2023 quindi si passa liberamente. Siamo a Castel, questa è la porzione del confine croato, nota come Dragogna, come l'omonimo fiume, quella del confine sloveno qui sotto. Come vedete, pullman, auto, tutti passano liberamente in area Schengen. È chiaramente innanzitutto un fatto storico, prima che legato alla mobilità transfrontaliera, per la storia passata e recente dell'Istria, che ora non ha più confini. Questo è chiaramente il valico da una parte della vacanza estiva, non solo dei triestini, dei friulani, dei veneti, ma anche di tutto il centro ed est Europa che si riversa sulle spiagge dell'Istria e della Dalmazia e che spesso ha vissuto anche momenti di coda a uno di questi confini. È stato il confine che ha innalzato i controlli di sicurezza a seguito dei fenomeni terroristici. Ricorderete gli attentati in Francia, lì ci furono code lunghissime anche fuori stagione per un rafforzamento dei controlli. E ancora a un passato più recente, a quello a cui arriviamo, è stato il confine delle polemiche legate al filo di ferro posto dal lato sloveno della Dragogna per l'emergenza migranti. Ecco anche qui un altro tema, quello dell'emergenza arrivi dalla rotta balcanica, che di fatto passa in carico in maniera preponderante alla Croazia perché diventa paese d'ingresso in area Schengen e vedremo quali saranno le conseguenze, se effettivamente la presa di responsabilità sarà importante in questo senso. L'altro aspetto è ovviamente quello monetario, perché la Croazia entra anche nell'euro, uno dei 20 paesi in cui circola la moneta unica europea ufficialmente. Ecco qua le vecchie cune croate che dopo 28 anni vanno in pensione, la moneta simbolo del paese croato dopo il crollo dell'ex Jugoslavia. Va detto che fino al 14 di gennaio resterà comunque in circolazione la doppia moneta, quindi sia cune che euro. C'è una curiosità, quella che dagli sportelli bancomat croati fino a marzo saranno erogabili solo banconote da 10 e da 20 euro, i 50 euro arriveranno dopo, effetto calmieramento sui prezzi, effetto doppio prezzo già in vigore da settembre. Quanto invece al tasso di cambio, di cui ci ricordiamo non proprio allegramente circa il passaggio dalle lire all'euro, è stato fissato in 7,53 cune per un euro. Questa è l'unità di misura della cuna, quindi 7,53 cune valgono un euro.
Ovviamente non preoccupatevi se avete ancora nei vostri portafogli delle vacanze delle cune, perché sarà possibile cambiarle negli sportelli bancari e negli uffici postali per tutto il corso del 2023, anche se in molti, come ho fatto io ad esempio, le abbiamo tenute qualche monete, qualche banconote, intendiamo tenerle per ricordo comunque di un'epoca che è stata qui nell'Istria, che ora ritorna senza confini, e ovviamente i riverberi sulla comunità italiana presente, sui lavoratori transfrontalieri che ogni giorno da qui vanno in Slovenia ma vanno anche in Italia a lavorare, e ovviamente sulla questione storica legata agli esuli. È un fatto che pesa, che da un certo punto di vista ovviamente rincuora, ma che fa anche pensare a un passato diverso e a un presente nella comune casa europea, con tutti i problemi che ci sono da affrontare. Dal confine dunque di Castel Dragogna, il confine principale tra Croazia e Slovenia, è tutto per questo primo collegamento e vi restituisco la linea. E grazie a Marco Stabile, che fra 10 minuti circa, un quarto d'ora, il tempo di spostarsi, ritroveremo a Buje per parlare ancora di questo storico passaggio della Croazia nell'area Schengen, e anche lo ha ben raccontato nell'euro, anche con il cambio, ci ha proprio aggiornato. Lo vedremo fra 10 minuti circa, il tempo di spostarsi da dove si trovava a Buje, un quarto d'ora circa. Allora, torniamo a parlare di Capodanno, alleggeriamo un po' dalla cronaca. Abbiamo visto il Capodanno dal punto di vista della cronaca, con Lucio Zanato e anche purtroppo atti vandalici, eccessi alcolici e anche un bimbo ferito. Però non c'è stato solo questo, il Capodanno non è stato solo questo, è stato anche festa ad esempio in tutte le piazze ovviamente, e in particolare a Padova. Allora noi vediamo il servizio realizzato dalla redazione di Padova con questo Capodanno in piazza Insurrezione, realizzato appunto dalla nostra redazione di Padova. Le immagini. Alla fine saranno oltre 6.000 a festeggiare il nuovo anno in piazza Insurrezione, il nuovo palcoscenico per gli eventi nel cuore del centro storico della città piace. Max Gazzè sul palco incanta, con lui un gigante come Phil Palmer, il chitarrista inglese che ha suonato con Clapton, Simple Minds, Claudio Baglioni e Lucio Battisti. Suo è il bellissimo assolo nella celebre Con il nastro rosa. Effetto più coinvolgente in piazza, meno dispersiva rispetto a Prato della Valle, mentre i varchi e le postazioni di controllo dall'alto hanno consentito lo svolgimento dell'evento senza particolari problemi di ordine pubblico. Soddisfatto il sindaco Giordani, che parla di Capodanno coinvolgente e festoso, grazie al lavoro instancabile e impeccabile della Polizia di Stato e di tutte le forze dell'ordine presenti, ha scritto Giordani in una nota. La collaborazione con prefetto e questore ha assicurato, dentro sforzi congiunti, una serata senza rischi. Abbiamo realizzato una festa di Capodanno sostenibile e innovativa, cogliendo l'occasione dello stop ai fuochi d'artificio per proporre un evento musicale di livello. Il commento dell'assessore ai grandi eventi Antonio Bressa. Insomma, buona la prima per Piazza Insurrezione come spazio da vivere e valorizzare. Un concetto più volte espresso dall'amministrazione Giordani, il primo passo evidentemente per iniziare a liberare quello spazio dalle automobili. Sul fronte degli interventi sono stati una decina quelli effettuati dal SUEM 118 all'interno dell'area per soccorrere chi aveva alzato troppo il gomito. La polizia ha denunciato per resistenza e detenzione di stupefacente un 27enne tunisino scoperto con hashish nelle tasche, si era posizionato nei pressi dei varchi e alla richiesta di controllo da parte degli agenti ha tentato di darsi alla fuga. Una seconda denuncia nei confronti di un moldavo di 28 anni che ubriaco ha tentato di scavalcare le transenne del palcoscenico. Il questore di Padova, Antonio Sbordone, ha espresso soddisfazione per la buona riuscita dell'evento, parlando di manifestazione efficacemente preparata e gestita. Nell'intera nottata sono stati 9 gli interventi dei vigili del fuoco, per la maggior parte per cassonetti incendiati per errore a causa dei botti di Capodanno, a cui, nonostante il divieto, diversi padovani non hanno voluto rinunciare. Immancabile anche uno sguardo ai primi nati del 2023, sempre a Padova.
Elia pesa 3,50 kg, sta bene ed è già super coccolato da mamma Giada e papà Federico. È lui il primo nato dell'anno in provincia di Padova e tra i primi del Veneto. È venuto alla luce alle 00:39 del 1 gennaio all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, quando intorno era ancora festa e sparar di botti nonostante i vari divieti. Un'ora e mezza dopo, ideale coppietta, 1 minuto di distanza l'una dall'altra, sono nate Aurora alle 2:16 al Policlinico di Abano e Aurora alle 2:17 nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera di Padova. L'Alta Padovana festeggia nel pomeriggio con Bleder, nato alle 18:03 a Cittadella, e Edoardo, terzo figlio di mamma Maria Grazia e papà Stefano, nato alle 18:19 a Campo San Piero. Gli ospedali dell'ULSS 6 Eugane hanno chiuso il 2022 accogliendo 3.005 nuove vite, 1.260 a Campo San Piero, 900 a Cittadella, 845 a Schiavonia, 821 invece i bimbi nati ad Abano. Torniamo a parlare di economia, torniamo a parlare dei conti in tasca alle imprese, in particolare le imprese artigiane, aumentati i tassi di interesse, torniamo nella Marca, le imprese artigiane sono a corto di liquidità, molte risorse sono erose ancora dal caro bollette. È un allarme circoscritto quello che arriva dal numero 1 della Confartigianato di Treviso, Oscar Bernardi, che ha fatto anche un bilancio, ha tracciato un bilancio del 2022 appena concluso. Pochi se ne sono accorti, però i tassi di interesse stanno andando su e quindi le imprese che hanno bisogno di liquidità, di denaro, hanno grande difficoltà in banca a recuperarlo. Oggi un'azienda piccolina con questi tassi ha difficoltà a recuperare liquidità e quindi sostanzialmente oltre all'inflazione anche la questione di credito attraverso le banche. Va dritto al cuore del problema il numero 1 degli artigiani, Oscar Bernardi. Con l'inflazione che galoppa, il problema delle imprese è la liquidità. Il caro bolletta di fatto ha tolto risorse agli investimenti e alla capacità di innovazione. L'altro ostacolo invece è un classico contro il quale si fa ancora troppo poco. Sicuramente si può fare qualcosa di più, nel senso togliere tutta quella burocrazia che noi comunque è da anni che continuiamo a dire che non possiamo comunque continuare su questo tema. E da emergenza sta diventando un fenomeno invece la carenza di manodopera, ormai cronica soprattutto in certi comparti. La meccanica in generale assolutamente, ma diciamo un po' tutti i reparti, sia il comparto edile, il comparto impiantistico, serramenti e quant'altro, cioè sono tutto questa filiera, sono comunque attenti a ritrovare manodopera, fra l'altro non parliamo di autotrasportatori. Una vera e propria sfida delle competenze, da qui il coinvolgimento delle scuole, quella degli artigiani ormai è diventata una task force accanto alle politiche per il welfare, fronti su cui lavora la bilateralità, con Bernardi che guarda così al nuovo anno. Se sono riusciti a superare i venti e le tempeste del 2022, che non sono state poche perché ci sono arrivate anche di traverso, credo che con un po' di impegno, l'aiuto, la collaborazione della nostra associazione Confartigianato sicuramente riusciremo a superare anche il prossimo inizio del 2023. E poi ci sono i comuni alle prese con i bilanci, i conti di Cassugana. Siamo sempre a Treviso, il comune di Treviso, ovviamente la voce maggiore è il caro energia, ma nel 2022 ci sono stati anche meno entrate alla voce parcheggi e anche antenne. Il servizio con l'assessore al bilancio Schiavon del comune di Treviso. Ad oggi siamo sui 2,5 milioni / 3 milioni accertati, manca l'ultimo bimestre di cui faremo conti all'inizio del 2023 e mi auguro un po' nel contenimento dei prezzi, quindi che scenda un po' la previsione dei 4 milioni che avevamo messo a bilancio. La speranza è che le prime bollette dell'anno segnino un'inversione di tendenza e che consentano di chiudere il bilancio senza ulteriori sorprese. In questo 2022 ce ne sono state fin troppe, caro energia certo, ma anche caro materiali, con un aumento generalizzato dei costi per i cantieri del 10%. Da marzo questo lievitare dei prezzi ci ha messo un po' in ginocchio, insomma ci sono stati periodi in cui reperire le risorse non è stato prontamente facile, però l'abbiamo fatto senza
togliere nulla a tutto il mondo del sociale e a tutto il mondo dei nostri cittadini. E se i costi sono esplosi, così non è stato per le entrate. I parcheggi, per esempio, hanno risentito ancora della pandemia nella prima parte del 2022. Meno spostamenti uguale meno ticket, non solo. La voce più eclatante oggi è le famose antenne. Sono 1,8 milioni di entrate in meno che si riverseranno nei bilanci anche dei prossimi anni per una normativa di legge che è cambiata. Il legislatore ha previsto che le antenne paghino, scontino un'occupazione di suolo pubblico e non un contratto tra le parti. Quindi se prima io davo in affitto con le mie tariffe un'antenna per 10.000 euro, faccio un esempio, adesso queste scontano una mera tassa di plateatico che può essere di 1.000 euro. Resta comunque l'impegno a non mettere le mani in tasca ai cittadini. Da parte del Comune di Treviso non c'è nessun aumento né aliquote IRPEF, né IMU né addizionali, quindi cercheremo di stringere i denti e di fare del nostro meglio. Anche perché le comunali sono all'orizzonte. Ho visto come tutti, insomma, l'ok e il via alle danze da parte del sindaco. Io da uomo di partito mi metto a disposizione della Lega e del sindaco, quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si affronterà il percorso che ci vedrà votare nel mese di maggio nel Comune di Treviso. Le amministrative di Treviso ma anche di Vicenza saranno poi uno dei temi che affronteremo nella parte politica dalle 13.30 in poi con i nostri ospiti. Restiamo sul fronte economico, sulla difficoltà anche di poter gestire le scarse entrate. C'è un esempio positivo di inserimento di giovani con disabilità che rischia di scomparire, quello di Casa Vittoria a San Polo di Piave, che non riesce più a pagare le rate del finanziamento contratto con la Regione e quindi lancia un vero e proprio appello. Siamo una onlus, di conseguenza non abbiamo scopo di lucro, anzi dobbiamo anche dire che diversi genitori fondatori stanno mettendo del proprio per far sì che la struttura vada avanti. La struttura in questione è questa: Casa Vittoria, in mezzo alle vigne di San Polo di Piave, è nata per dare un futuro a figli che vivono una disabilità. L'obiettivo di questa struttura è quello di inserire i ragazzi svantaggiati nel mondo del lavoro, ma che siano a contatto con la normalità e non chiusi solo ed esclusivamente tra di loro. L'idea nasce nel 2010 e prende corpo trasformando quella che era una casa colonica fatiscente in una struttura ricettiva con ristorazione ma anche lavorazione agricola, che attualmente occupa quasi una quindicina di ragazzi e ragazze con disabilità. Tutto questo grazie ad un finanziamento importante dalla Regione, tradotto in rate annuali da 100.000 euro l'una, un impegno che in questi ultimi 2 anni la cooperativa non riesce più ad onorare. Sicuramente non riusciamo a far fronte al debito, però è per questo che chiediamo un aiuto di qualsiasi tipo, insomma. Dalla Regione però finora non sono arrivati segnali positivi e il pericolo con il nuovo anno si fa sempre più reale. La richiesta da fare che abbiamo alla Regione è quella di trovare un compromesso tra quello che dobbiamo rispondere come contratto e quindi finanziamento in rotazione e quello che noi riusciamo a fare, quindi con le proposte che abbiamo già fatto. E probabilmente non sono praticabili, però credo che ci sia la possibilità di trovare altre soluzioni e non quella di andare in liquidazioni. Abbiamo parlato con il direttore Luigi Baccialli anche di ambiente, parlando ovviamente della sempre maggiore attenzione per l'ambiente che anche i media devono utilizzare, devono mettere in campo e non soltanto quando si parla dei disastri. A proposito dei disastri ambientali, c'è un disegno di legge depositato in queste ore al Senato del gruppo della Lega Salvini Premier, primo firmatario il senatore friulano Marco Dreosto, che chiede di rimuovere il termine incuria dalla legge sulle vittime di tutti i disastri ambientali e industriali ed evocare senza paura la mano umana come causa di queste tragedie. La norma, la legge sulle vittime di tutti i disastri ambientali, ha istituito la giornata della memoria sull'onda emotiva del Vajont, la frana che, sappiamo tutti, la notte del 9 ottobre del 63 provocò poi i 2000 morti sul Vajont con la frana appunto e la onda terribile di fango che travolse Longarone e non solo. Ebbene, una decina d'anni fa, all'indomani della promulgazione del testo, furono proprio i comuni e i superstiti di quelle terre a contestare il riferimento alle vittime delle catastrofi causate dall'incuria dell'uomo. Il timore era che si riducesse la portata morale dell'iniziativa, in quanto il vocabolo incuria richiama alla mente una mera leggerezza, una qualcosa di errato e di negligente.
la giornata della memoria citi semplicemente i disastri cagionati dall'uomo, chiede appunto la Lega, lasciando che sia la magistratura a indagare sull'elemento soggettivo degli eventi, anche perché la negligenza esclude paradossalmente i comportamenti più scorretti ed esecrabili, così il disegno di legge per rimuovere il termine incuria. Torniamo da Marco Stabile, che nel frattempo è arrivato a Buie, l'abbiamo visto al confine con la Croazia. Il tema è quello dell'entrata nell'area Schengen della Croazia, e si trova a Buie e vediamo perché. Rieccoti Marco. Sì, grazie della linea, in collegamento da Buie con il vice sindaco di Buie, già presidente della comunità degli italiani locali, che sono tanti e fortemente legati a questo territorio. Vice sindaco, in primis la questione storica, Istria senza confini è qualcosa che prima di ogni altra considerazione credo che tocchi il cuore e l'animo delle persone che vivono qui. Sì, sicuramente tocca il cuore e l'animo delle persone che vivono qui, perché l'Istria non aveva mai confini. I confini erano un po' al di là dell'Istria. Diciamo che noi siamo legati molto come ex zona B alla zona A. Perciò, se vogliamo dire, siamo un po' in retroterra di Trieste, perché il retroterra di Trieste verso il mare viene da questa parte. Il confine che durante la Jugoslavia non si è mai conosciuto in Istria è stato messo per eventi storici dei quali noi li abbiamo visti, ma non siamo potuti né intervenire né avere voce in capitolo su quanto è successo. Eventi che sono sicuramente molto più grandi degli istriani e in primis degli italiani di Buie e dell'Istria. Questa è una cosa, diciamo, bella, che sono stati tolti i confini, siamo ritornati a quello che eravamo prima del 90, 91, 92, quando dicevano che la democrazia non esiste, praticamente con la democrazia sono arrivati i confini. La democrazia sicuramente ognuno la fa a casa sua, anche se ci sono molti che, ci sono degli imprevisti e delle cose che noi non possiamo cambiare, perciò la democrazia è per me una cosa molto ampia, molto vasta, sulla quale potremmo discutere ore. Il confine sì, il confine è stato tolto, siamo ritornati indietro facendo un passo avanti. Tornare indietro facendo un passo avanti è una cosa che non si fa ogni giorno. Questo confine, questa sbarra che è stata alzata, farà meno code, ci permetterà di snellire il tutto e il flusso di qua al di là del confine sarà molto maggiore, che sicuramente non ha, con la sbarra alzata non è che crescerà l'economia, non è che crescerà sicuramente il fatto sociale, che la gente verrà di qua e di là, ci sarà un incremento di traffico, ci sarà uno scambio di pensieri, di vedute tra quelli non solo tra gli esuli rimasti, che è una cosa che si ripete sempre, ma tra, diciamo, l'Istria e il resto d'Europa. Così dunque Marco Stabile anche da Buie. Allora ci ha raccontato, insomma, questa giornata importante, storica, molto vicino a noi, ovviamente a nord-est. Rivediamo intanto anche le immagini della salma di Benedetto XVI esposta a San Pietro da questa mattina nella Basilica di San Pietro. Lo resterà per 3 giorni e poi anche ovviamente fino ai funerali che saranno celebrati la mattina di giovedì 5 alle 9:30 in piazza San Pietro all'aperto con Papa Francesco, e ci sarà, ce l'ha raccontato il nostro Lorenzo Maier, anche il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, tantissimi fedeli che si stanno recando nella Basilica per l'ultimo saluto a Benedetto XVI. Adesso facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria e poi al rientro parleremo di scuola, il bilancio di un anno tra i banchi e l'allarme dei presidi vicentini che parlano di disagi moltiplicati durante e dopo il
Covid e poi ci avviciniamo velocemente alla nostra parte politica. Vediamo allora il meteo, le previsioni del tempo, pochissimi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Dopo un inizio d'anno con l'anticiclone la pressione atmosferica cala, il tempo rimane tutto sommato buono. Il dettaglio di lunedì 2 gennaio. Sul Veneto prevalenza di nubi basse con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde, in pianura e nei fondovalle prealpini. Maggiori schiarite invece saranno possibili in montagna. Temperature stazionarie minime tra 5 e 8 gradi, massime invece comprese tra i 7 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo coperto con foschie inizialmente. Sarà decisamente grigio con isolati piovaschi nel pomeriggio. Temperature minime tra 7 e 9 gradi, massime sui 10-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà per lo più nuvoloso, anche se tratti più soleggiati saranno possibili nelle ore centrali e in quota. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sui 5-12 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ragazzi e disagio post-pandemia, bilancio di un anno scolastico tracciato dal presidente dell'Associazione Presidi Vicentini, segnato dal ritorno alla normalità e alla presenza tra i banchi, ma un 2022 che ha fatto i conti con gli strascichi e i danni evidenziati dalla pandemia, dalla didattica a distanza al distanziamento sociale, nuove abitudini con cui gli studenti hanno dovuto ritararsi e di cui oggi restano segni visibili in termini di disagio. 2 anni e mezzo in qualche caso, non è un breve periodo per chi ha 14 o 15 anni, è un periodo molto lungo, una percentuale che incide. E la diminuzione della socialità ha provocato delle conseguenze non indifferenti che noi troviamo proprio negli aspetti emotivi, negli aspetti relazionali, negli aspetti anche di identità di genere, di disturbi alimentari. Purtroppo i ragazzi temo che porteranno questi segni per molti anni, li dovremo accompagnare per molti anni perché li possano superare. Disagi degli studenti che i dirigenti scolastici toccano con mano ogni giorno e che nel post-pandemia vedono il raddoppio in percentuale. Però io non ho dubbi che c'è stato un raddoppio di queste e forse anche di più di questo genere di manifestazioni di disagio, non so, autolesionismo per esempio, oppure disturbi alimentari, ecco, cose che una volta erano relegate alla marginalità adesso hanno una rilevanza diversa. Così dunque la scuola, lo sguardo sulla scuola. Intanto saluto e ringrazio il primo degli ospiti politici che ci viene a trovare, gli chiedo solo qualche minuto di attesa perché poi iniziamo la pagina politica. È con noi Vittorio Lago, segretario provinciale di Azione a Treviso, buongiorno. Buongiorno, grazie. E buon anno anche. E buon anno. In rappresentanza del terzo polo. Vediamo, prima di andare avanti con la politica, di aprire la pagina strettamente politica, anche un servizio realizzato dal nostro Christian Arboit a Villorba, la storia del Novecento attraverso gli occhi delle donne, la mostra fotografe ospitata a Villa Giovannina a Villorba, che sarà visitabile fino all'8 di gennaio. Di donne abbiamo parlato tanto nel 2022, ne parleremo anche nel 2023, ma allora vediamo il servizio realizzato da Christian Arboit a Villorba con la mostra fotografe.
È una mostra focalizzata sulla donna, come si può vedere, in un momento storico in cui è un tema dibattuto, no? I diritti della donna, l'emancipazione. E questa mostra, in continuità con le precedenti di Storie a scatti, vuole veramente mostrare la donna come pioniera della propria identità, del proprio spazio nell'arte e nella vita. In un momento in cui dall'Iran all'Afghanistan i diritti delle donne sono sotto attacco, la mostra ospitata nella Barchessa di Villa Giovannina a Villorba assume un significato ancora più profondo. Abbiamo scelto di proporre solo donne per dare spazio e luce a molte artiste professioniste che magari non hanno avuto la stessa fortuna dei colleghi uomini, e la mostra propone artiste italiane, europee, internazionali, con uno spettro secondo noi molto ampio e interessante. Tante le protagoniste delle arti visive dal primo dopoguerra a oggi, ognuna con la sua storia intima o provocatoria, la propria visione e sensibilità. Qui vediamo l'artista Vali Export che si autorappresenta utilizzando un'estetica riconducibile ai tondi di pittura rinascimentali, e possiamo vedere che al posto appunto della Madonna col bambino lei ha questo folletto, quindi il rivendicare un ruolo domestico imposto alla donna, da cui insomma si vuole uscire, si vuole spaziare di più. Per Villa Giovannina una mostra che è anche la conferma di un percorso. Villa Giovannina è un polo nato appunto culturale, per avere queste mostre d'eccellenza, mostre culturali con la C maiuscola. Quindi fino all'8 gennaio avete ancora tempo, per chi non lo ha già fatto, di farsi un regalo e venire a visitare questa bellissima mostra. Continuano ad affluire i fedeli nella Basilica di San Marco per l'ultimo omaggio al Papa Emerito Benedetto XVI, morto il 31 di dicembre. Abbiamo fatto vedere prima la lunga coda di fedeli a Roma. Vediamo invece le parole del Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, proprio sulla figura di Benedetto XVI. Lo vediamo ora. Credo che in queste settimane saranno scritte molte cose, molte analisi del papato di Papa Benedetto. Io vorrei ricordarne solo 3 fra le tante. La prima è questa insistenza forte sulla fede. Papa Benedetto l'ha promossa, difesa, ne ha parlato. La sua vita è stata una grande ricerca sul cristianesimo, con quella centralità che lui ha voluto dare alla relazione. Il cristianesimo è un incontro personale col Signore. Questo è stato il primo aspetto che ha accompagnato tutta la sua vita, e alla fine della sua vita nel suo testamento scrive proprio di conservare, di custodire la fede prima di tutto. Il secondo aspetto che vorrei ricordare è che il papato di questo servo della Chiesa è stato segnato da un grande desiderio di purificare, di convertire la Chiesa, fin da quella Via Crucis con i suoi commenti fatta prima di diventare Papa, dove denunciava le ambiguità, le sporcizie, la mondanità nella Chiesa, e il suo ministero è stato un grande lavoro di purificazione, ecco, in cui lui ha messo tutte le sue forze, e che ora Papa Francesco sta continuando con la stessa energia e con la stessa decisione. E la terza nota che vorrei ricordare la colgo da una nota di uno dei tanti articoli letti in questi giorni, dove si scrive che questo papato è stato inutile per il mondo. Ed è proprio vero. I temi che stavano a cuore a Papa Benedetto erano legati alla fede, alla vita spirituale, alla ragione, e questo non è molto interessante per chi invece cerca nel papato il gossip, le questioni particolari, concrete, pratiche. Ecco, è stato più preoccupato del pane spirituale che del pane materiale. E questa inutilità credo abbia segnato anche e sia la ragione delle sue dimissioni, per amore della Chiesa, quando ha capito che le sue forze non erano più all'altezza di ciò che gli veniva chiesto, si è messo da parte. Mi piace molto questa libertà di quest'uomo che serve, fa tutto e poi dice siamo servi inutili.
e possiamo metterci da parte per il bene della Chiesa. Questo vorrei ricordare di questo grande Papa di cui molto si continuerà a scrivere e a raccontare. Così allora il vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, sulla figura di Benedetto XVI. Allora noi apriamo la pagina politica e non possiamo, parleremo anche, faremo un accenno anche con i nostri ospiti proprio su Benedetto XVI, ma non possiamo non aprire la pagina politica spulciando un'altra parte del discorso del Capo dello Stato Sergio Mattarella, il discorso di fine anno, ed è uno dei passaggi che è stato più sottolineato diciamo, nelle ore successive, quello riguardante le tasse. La Repubblica è di chi paga le imposte e le tasse. Allora sentiamo Mattarella e poi vi presento i nostri ospiti. La Repubblica, la nostra patria, è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie. La Repubblica è nel senso civico di chi paga le imposte, perché questo serve a far funzionare l'Italia e quindi al bene comune. La Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti, in Italia come in tante missioni internazionali. La Repubblica è nella fatica di chi lavora, è nell'ansia di chi cerca il lavoro, nell'impegno di chi studia, nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo, nell'iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione. Rimuovere gli ostacoli è un impegno da condividere, che richiede unità di intenti, coesione, forza morale. Così Mattarella, allora vi ripresento Vittorio Lago, buongiorno, grazie per essere con noi, segretario provinciale a Treviso di Azione, rappresenta qui oggi il terzo polo, evidentemente è diventato protagonista importante anche per le elezioni amministrative a Treviso e non solo, e ne parleremo ovviamente. Saluto e ringrazio anche e buon anno a Giuseppe Montuori, buongiorno. Buongiorno a voi. Coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Giuseppe Paolin della Lega, buongiorno e buon anno. Buongiorno a tutti e buon anno anche a voi. Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, buongiorno e buon anno. Buongiorno e un buon 2023 a tutti quanti. Allora, partiamo da Mattarella, un velocissimo giudizio sul cosa vi ha colpito di più, insomma, del discorso del Capo dello Stato. L'abbiamo fatto sentire anche prima, anche l'appello, non manchiamo l'appuntamento col PNRR. Il Presidente Mattarella, come sempre, va grandemente ringraziato per la sua capacità di da fungere da garante costituzionale e anche è un po' l'unica persona che è in grado di mettere un po' d'accordo tutti i fronti politici. Del Presidente Mattarella correttamente è stato preso lo stralcio adesso sul piano fiscale. Certamente all'interno del nostro Paese è fondamentale che vi sia un'attenzione al piano fiscale che prescinde da manovre di tipo palliativo come sono le manovre che hanno destato maggior scalpore all'interno della legge di bilancio recentemente presentata. Del discorso di Mattarella è sicuramente interessante il forte accenno che mette sui giovani, sul legame tra PNRR e giovani e anche la salvaguardia di questi ultimi, l'accenno finale che fa anche rispetto al tema dei giovani delle strade in realtà ha un riscontro sul piano sociale di una difficoltà che colpisce anche giovani, divertimento, piano sociale, quindi sono tutti spunti di riflessione molto importanti. Montuori, c'è qualcosa che si aspettava di diverso da Mattarella? Avrebbe voluto sentirlo su qualcos'altro oppure è stato un discorso completo secondo lei? Mi pare che Mattarella abbia toccato i temi più attuali e quindi abbia fatto un discorso completo che ci riguarda un po' tutti. Il richiamo al PNRR è importantissimo. Vorrei ricordare che è tanto importante che tutti i cittadini paghino le tasse quanto che poi chi quelle tasse le gestisce, quindi l'apparato amministrativo, la pubblica amministrazione, riesca poi a calarle a terra sotto forma di servizi ai cittadini. E in questo il PNRR è il primo esempio. Se la pubblica amministrazione non riesce a mettere a disposizione dei cittadini tutto quel denaro perché non riesce a generare i progetti opportuni, allora il problema non è di chi paga le tasse o di chi non le paga, che è ancora peggio,
ma il problema diventa di chi quelle tasse le gestisce e non riesce a metterle a favore della cittadinanza. Questo oggi è un tema importantissimo, Mattarella ben fa a toccarlo, perché se non siamo in grado di spendere quelle risorse perché le pastoie burocratiche ce lo impediscono, perché a causa dei lacci e lacciuoli che la pubblica amministrazione ha, noi non riusciremo a dare quella spinta che il PNRR ci sta dando, a sfruttare quell'opportunità che il PNRR ci sta dando. Quindi ben venga quel richiamo a Mattarella, che poi ricade sulle future generazioni, ma non solo, anche su chi vive con una pensione minima e su tutto il resto dei cittadini italiani che in questo momento sono magari in maggiore sofferenza. Baldin. Rispetto a quello che mi ha colpito di più del messaggio, chiaramente è di forte impatto la questione relativa alle tasse di una Repubblica che è di chi paga le tasse, dice il Presidente Mattarella, e credo che il messaggio sia forte perché da una parte si va a combattere ancora una volta, sebbene solo a parole, in questo caso la strisciante e ormai sembra quasi irreversibile, l'irreversibile nero che è presente nella nostra società, evasione fiscale ai massimi livelli, uno dei paesi d'Europa che ne ha di più, e quindi è un dato di fatto e va assolutamente contrastato, combattuto, perché credo sia uno delle principali fonti di iniquità all'interno del nostro sistema paese. E da una parte invece si va anche a valorizzare il ruolo invece di chi le tasse le paga, ed è da una parte anche cosciente, consapevole del fatto di creare dei servizi per il paese. Le tasse dall'altra parte vanno anche pagate da chi può permetterselo e con un sistema di proporzionalità. Quindi anche a mio modo di vedere, in questo periodo in cui stiamo soffrendo da una parte per la guerra e dall'altra per l'aumento di tutte le imposte sulle materie prime o sui generi alimentari, quindi una inflazione galoppante, bisogna fare attenzione anche a chi può permettersi magari di pagare un po' di più per venire incontro alla fascia più debole della popolazione. Questo è successo nel corso di una discussione che abbiamo avuto in Consiglio regionale, nella discussione di bilancio finale di dicembre, in cui da parte delle opposizioni si è accennato alla possibilità di prevedere ad esempio una addizionale IRPEF proprio per le necessità cogenti del sistema veneto, che non è esente rispetto al resto delle regioni in quanto a difficoltà economiche che tutti i cittadini stanno vivendo, stanno patendo in questi ultimi mesi. L'inflazione, come vi ho detto, si vede costantemente. Ad oggi abbiamo anche un aumento dei carburanti, ad esempio, anche questo va a incidere in maniera pesante. Quindi, a nostro modo di vedere e a mio modo di vedere personale, andava fatto qualcosa proprio nel senso di rassicurare quella fascia della popolazione che è purtroppo anche in aumento, e lo dobbiamo dire, che non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese, magari con un aumento di pochissimo conto per quella fascia della popolazione che magari può permettersi di pagare un'addizionale IRPEF. Quindi questo credo sia alla base del discorso di Mattarella. Inoltre, l'ultimo punto che mi sento di sottolineare è il cenno che il Presidente ha fatto sulla sanità pubblica, che deve essere al centro dell'attenzione politica, cercando così di fare in modo, insomma, di contrastare o di riequilibrare il fattore della sanità privata, che è anche questa una caratteristica in costante aumento anche nel nostro sistema Regione Veneto. Paolin, le chiedo sia su Mattarella ma anche su quello che ha detto Erika Baldini, insomma, che ha calato un po' sul Veneto anche la questione tasse. Dice sostanzialmente, mi corregga se sbaglio, il Veneto deve avere il coraggio, c'era stata questa ipotesi paventata dell'introduzione dell'addizionale IRPEF, poi invece si è deciso di mantenere quello che è la linea appunto del Veneto, e sostanzialmente Baldini dice il Veneto doveva avere il coraggio di farla questa cosa perché poteva essere davvero in aiuto a chi potrebbe essere in difficoltà o è tuttora in difficoltà. Allora le chiedo sia su Mattarella che sull'addizionale IRPEF. Su Mattarella permettetemi un orgoglio veneto.
scusate, ha sottolineato che la Repubblica è di chi paga le tasse. Ricordo il grande residuo fiscale del Veneto, quindi il Veneto paga le tasse, siamo orgogliosamente protagonisti di questa Repubblica, contrariamente al fatto alle dicerie che ci vedono sempre come grandi evasori o come gente che vuole staccarsi, che vuole dividere l'Italia. Da Mattarella mi sarei aspettato forse un tratto un po' più per sottolineare che l'autonomia è responsabilità di governo, quindi sì, la Costituzione funziona. Lui ha sottolineato e ha detto che soprattutto in questi momenti di crisi la nostra Costituzione ha dimostrato di funzionare. Bene, se la nostra Costituzione funziona, la nostra Costituzione prevede l'autonomia differenziata e non vedo perché non si debba parlarne concretamente, lasciando perdere gli slogan che vengono utilizzati anche dai movimenti, penso ai 5 Stelle o al PD, per parlarne come la scissione dai ricchi dai poveri. Ecco, il governatore Zaia ha dimostrato che il Veneto riesce ad amministrarsi con una saggità d'eccellenza anche non mettendo l'addizionale IRPEF. Questo è quello che va sottolineato, perché tutto si può migliorare, la sanità, possiamo trovare elementi per migliorarla, però non possiamo discutere della sanità veneta. Chiedo anche a lei, vedo che scuoteva il capo. No, non stavo scuotendo il capo, certamente il tema della sanità veneta, appunto, la sanità veneta si è dimostrata essere in grado di rispondere a un'emergenza durante la situazione Covid, durante questi ultimi 2 anni. Tuttavia la situazione veneta della sanità è qualcosa che può prevedere dei cambiamenti. C'è il timore fondato anche di una deriva sempre maggiore nella sanità privata. Ecco, in questo senso dire che la sanità veneta è problematica sarebbe un errore. Non dire che la sanità veneta è certamente migliorabile è altrettanto un errore, come anche si vede anche il tema che non è solamente veneto ma è un tema nazionale dei medici di base, della carenza dei medici di base. Sull'addizionale IRPEF lei l'avrebbe scelto di introdurla? Allora, in realtà sull'addizionale IRPEF ho una posizione piuttosto neutra, nel senso che ciò che diceva Erika Baldin è corretto, tuttavia effettivamente non credo che i problemi legati alla sanità veneta siano problemi che verrebbero risolti con l'introduzione dell'addizionale IRPEF. Montuori, chiedo anche a lei, sentivo forse Paolin che voleva replicare qualcosa? Sì, no, ricordo che sui medici di base attualmente c'è una carenza, ma ci sono previsti 460 pensionamenti negli anni che vanno dal 2023 al 2025, però ricordo a tutti quanti che arriveranno circa 590 nuovi medici, sicché allora quello che io sottolineavo è che tutto si può migliorare anche nella sanità veneta, però criticarla e arrivare a dire che è un'emergenza assoluta, questo no, e questo i cittadini mi sembra che lo possano vedere ogni giorno. Montuori, volevo chiudere con lei con l'IRPEF. Io guardi, penso che 100 euro tolti a me e messi magari a favore di persone che hanno meno non mi farebbero la differenza, quindi su questo sono anche io abbastanza laico. Se domani la Regione Veneto dovesse mettere l'IRPEF per favorire i redditi più bassi, per dare servizi alle persone che in questo momento hanno meno, non mi sconvolgerei. Capisco che aggiungere una tassa è sempre aggiungere una tassa, ma credo che in Veneto ci siano molte persone che l'addizionale IRPEF possono permettersi di pagarla e questo andrebbe a favorire molti servizi che oggi mancano a chi ha meno, quindi non sarei così contrario anche all'istituzione dell'IRPEF addizionale. Secondo lei insomma si potrebbe fare? Sarebbero molti soldi che rientrerebbero.
nel Veneto che potrebbero andare a favore di chi ha meno. Capisco che la posizione di Zaia in questi anni è stata quella di non aumentare la tassazione, dall'altro lato però io credo che chi ha un pochino di più e che può permettersi di pagare qualche cosina in più non gli cambierebbe la vita l'addizionale IRPEF, ma in compenso potrebbe aiutare quei molti che hanno meno, quindi su questo attraverso i servizi ovviamente. Credo che questo potrebbe essere un sistema per favorire chi ha meno. Non sarei così contrario all'istituzione della tassazione, insomma, dell'IRPEF in Veneto. Paolin, lei cosa dice? No, vabbè, neanch'io sono contrario a questo tipo di scelta, però chi governa attualmente la regione, e mi sembra che il presidente Zaia non lo faccia male visto il consenso di cui ha goduto alle elezioni, ma che continua a godere come presidente fra tutti i presidenti di regione. Quindi è una scelta, si tratta di fare delle scelte, molto probabilmente non è stata ritenuta utile oggi, probabilmente nulla vieta che in futuro si possano fare anche altre scelte su questo senso. Mi sembra che oggi i problemi sono altri, le vere emergenze sono le bollette e il gasolio, cioè ricordiamo che dal 1° di gennaio non c'è più quella riduzione sull'accisa dei 18 centesimi e abbiamo già visto nei distributori l'esplosione del costo del gasolio e della benzina. Quindi adesso sicuramente questo governo è all'altezza di occuparsi dei problemi. Le priorità andranno assegnate e via via, a mio avviso, le bollette, e questa finanziaria le ha affrontato nella sua quasi totalità il problema delle bollette, però adesso c'è altro lavoro da fare e come ricorda il nostro presidente Zaia, pancia a terra e ne dobbiamo risolvere di problemi. Allora lei introduce proprio il tema della manovra e vorrei ripartire da Vittorio Lago. Noi avevamo assistito nelle settimane precedenti, come dire, a questa posizione un po' di Carlo Calenda che dell'ottica di quello che è un po' il mantra del terzo polo e di Azione. Noi non abbiamo pregiudizi, per cui discutiamo con tutti. Se c'è qualcosa di buono lo salviamo, lo votiamo, altrimenti no. L'incontro con Giorgia Meloni aveva fatto anche discutere un po' per parlare proprio della manovra, poi al momento del voto Calenda è andato giù durissimo dicendo ma che davvero dopo anni di propaganda sovranista avete prodotto una legge così grigia e inutile. Io direi aridateci Mario Draghi, con consueta così di ironia frizzante di Calenda. Insomma, un durissimo attacco di Calenda alla manovra. Cosa fa dire a Calenda una legge così grigia e inutile? Cosa non va di questa manovra secondo voi? Quel che dice Calenda è oggettivo, nel senso che siamo arrivati a questo governo con un'opposizione durissima, con un'opposizione che puntava i pugni sul tavolo e che poi in realtà tutto sommato introduce una legge di bilancio, cioè una legge che non si discosta moltissimo dal solco del precedente governo per molti aspetti e peraltro si caratterizza dalle misure che hanno scatenato di più il dibattito politico e il dibattito anche sui media, che sono manovre quasi di facciata. L'esempio anche del tetto del contante piuttosto che il limite minimo per il POS, che poi appunto si è risolto in un nulla di fatto, o sì in un aumento del tetto di contante abbastanza irrilevante dal punto di vista concreto dei fatti, non fanno ben sperare. E lo stesso riguarda anche il tema del reddito di cittadinanza, nel senso che il reddito di cittadinanza è una misura costruita in maniera molto sbagliata per molti aspetti che non starei qui a discutere. Tuttavia è una manovra, è stata una legge che ha avuto un impatto sociale ampissimo e che non si può pensare di prima diminuire i fondi a riguardo e poi interromperla senza prevedere che cosa sia previsto in seguito. In questo senso il terzo polo si è distinto per la proposta della tassazione negativa per i giovani under 30, ma nulla di questo si è visto invece nella manovra e dunque questo non fa ben sperare. E Calenda dice che è una manovra grigia anche perché, e questo
crea un problema anche di identità politica all'interno del governo. Le critiche che sono state mosse sul fatto del valutare se l'intesa politica tra i partiti che formano il governo sia realmente appunto frutto di un'intesa coesa, questi dubbi continuano ad alleggiare perché l'identità politica di questa manovra non è molto chiara. Allora, Montuori, leggo anche un altro passaggio duro dell'opposizione il giorno del voto in Senato. La senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, che ha detto durante il suo intervento: siete stati generosi con ben 12 condoni, ma che vi hanno fatto i cittadini che pagano le tasse. Questa manovra lascia solo il brutto ricordo dei cinghiali. Calenda dice: aridateci Mario Draghi. Lei cosa dice? Ma io dico che la manovra ha fatto quello che si poteva fare in 2 mesi, cioè con un governo insediato da 2 mesi. Le risorse a disposizione erano quelle, 35 miliardi, di cui la gran parte è stata messa a favore delle famiglie e delle imprese per cercare di tamponare quello che la speculazione sui costi dell'energia e del petrolio stanno facendo in questo momento. Con il resto ben poco si poteva fare, perché comunque la coperta è corta e cercare di favorire tutti non è così semplice in un momento come questo. Sicuramente il cuneo fiscale sappiamo cosa è stato fatto e quindi le azioni sono state messe in campo. Non è vero che non ci sono state messe in campo misure a favore di chi ha meno. Penso che insomma il taglio del cuneo fiscale sia già qualcosa di importante. Non si può fare tutto, non si possono avere le redini di un governo prendendole in 2 mesi. Ci siamo trovati anche la sorpresa di un PNRR che doveva essere più veloce di quello che era e che invece è stato rallentato. Se qualcuno reclama Draghi, lo reclama con tutte le lentezze che il governo Draghi ha avuto. Rispetto poi al fatto di quanto dice la senatrice, di avere dei condoni, ci sono cose che non sarebbero mai state pagate, non lo sono oggi, non lo erano ieri e non lo erano nemmeno l'altro ieri. Quindi non è dire fare questa predica nei confronti di chi, come tra l'altro noi veneti, paga le tasse per dire che c'è qualcuno che evade, che il governo favorisce questi. Il governo semplicemente con pragmatismo si rende conto che il costo del recupero di quei crediti sarebbe più alto di quello del poco che si può portare a casa cercando di ridurre le sanzioni o addirittura di tagliare le cartelle. Per cui si ritorna sempre al costo della macchina, dell'apparato amministrativo. Se l'apparato amministrativo costa di più di quello che si viene a recuperare, il problema c'è. Forse invece bisognerebbe ragionare su una tassazione equa che tutti sono propensi a pagare perché la ritengono equa. Poi l'evasione ci sarà sempre, purtroppo in Italia è vero, è una questione culturale e va messo mano anche a questo aspetto culturale cercando di agire anche con pene più dure se serve nei confronti degli evasori. Se parliamo di questi condoni che sono relativi a cose del 2015 di cartelle di valore bassissimo, la cui riscossione costa molto di più, forse credo che il dare e avere sia quello che conviene di più allo Stato ed è l'unico conteggio che deve fare in questo momento. Con le altre poche risorse cosa si poteva fare? Vedremo la prossima manovra. Tutti avrebbero sperato che il governo Meloni facesse una manovra in grande deficit per poi così attaccarlo per dire che era un governo che iniziava a sperperare il denaro pubblico per poi mettere in moto quella che è la macchina dello spread che abbiamo già visto in passato come ha colpito, per dire poi che il governo Meloni non sarebbe mai stato in grado di gestire un paese se non aumentando i costi a favore dell'apparato pubblico e andando così a colpire quella che è la credibilità di un paese con le banche d'affari che poi avrebbero immediatamente sfruttato l'occasione. Gli speculatori li abbiamo già per il petrolio, abbiamo tenuto con questa manovra alla larga gli speculatori finanziari, ora andiamo avanti, l'anno prossimo ovviamente con un governo insediato, coeso come quello di centrodestra che c'è adesso, faremo una manovra che sarà diversa, salvo che insomma la situazione economica mondiale non sia così critica come lo è adesso, ma sicuramente faremo una manovra economica diversa che permetterà anche a chi ha meno di stare meglio. Rispetto al reddito di cittadinanza dico che sì, certo, andava tolto anche in maniera drastica all'inizio, sicuramente si penserà anche a chi ha meno, ma c'è una bella fetta di quelle persone che ha beneficiato del reddito di cittadinanza
che si merita che gli venga tolto, perché quello che deve fare da domani è andare a cercarsi un lavoro, rispetto a chi non ha invece avrà tutte le tutele del caso che dovranno essere attivate in tempi brevissimi per coprire quelli che sono i bisogni di chi in questo momento soffre. Sono tanti. Le ricordo che i disabili oggi hanno ancora pensioni minime purtroppo a 250 euro, quindi sono quelle le cose su cui dovremmo andare a lavorare in futuro, non tanto sul mantenere il reddito di cittadinanza a chi non ha voglia di lavorare. Baldin, se vuole, partendo proprio da qui, ma poi anche uno sguardo sulla manovra, se vuole partire dal reddito. Sul reddito, io credo che la questione principale del reddito di cittadinanza, che ricordiamolo non era solo reddito di cittadinanza, ma vi era ricompresa anche la pensione di cittadinanza, questo per rispondere anche a chi oggi parla di cittadini che hanno pensioni da fame, con quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle al governo di questo Paese. Per rimanere sul tema però del reddito c'è una cosa da dire: quello che non ha funzionato è sicuramente stata la possibilità di trovare un lavoro ai percettori del reddito, e questo dovere era in capo, e lo è tuttora, ai centri per l'impiego, che sono a carattere a funzionamento regionale. Quindi se vogliamo proprio trovare una colpa del fatto che non abbia funzionato questo sussidio, sta in capo tutta alle regioni. E in questa manovra non vedo miglioramenti in tal senso, perché i centri per l'impiego rimangono tali e quali e non c'è nessuna volontà di migliorare, diciamo, le politiche attive sul lavoro. Detto questo, tornando al concetto delle cartelle, quindi dei condoni fatti con questa manovra, io vorrei ricordare a chi ci ascolta che l'evasione fiscale costa al sistema paese più di 80 miliardi all'anno. Questi sono dati reali che devono farci preoccupare naturalmente, quindi sulla base di questi dati di fatto io mi chiedo quale sia stata la ragione per lanciare un messaggio che va in controtendenza assoluta, ovvero chi paga le tasse è due volte, diciamo, bastonato, perché chi non le paga viene premiato o comunque gli viene dato questa possibilità di non pagare, mentre chi invece paga regolarmente le tasse, le multe o quant'altro in qualche modo appunto viene ritenuto sicuramente non all'altezza di quello che fa, ovvero un cittadino onesto, serio, impegnato. Mentre si dà un messaggio completamente diverso, e quindi credo che questo sia assolutamente sbagliato da parte di un governo che in realtà dovrebbe fare di tutto per combattere questo mostro che costa più di 80 miliardi al sistema paese e quindi ai cittadini che pagano le tasse, proprio per tornare a quello che diceva il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno. Questa doveva essere la priorità del governo in questi 2 mesi, e invece abbiamo visto che si va in tutt'altra direzione, e quindi non mi aspetto nulla di buono dai prossimi mesi che verranno. Abbiamo visto gli aumenti dei carburanti, non c'è nessuna novità in tema di bollette o di esenzioni per le fasce più deboli, quindi questi sono primi passi di partenza del nuovo anno assolutamente sbagliati. Adesso vengo subito da Paolin, voleva dire qualcosa, Lago? Sì, no, un paio di punti sia su quanto detto da Montuori sia su quanto detto da Baldin. Quello che dice Montuori secondo me è metodologicamente poco corretto, nel senso che io capisco la necessità, l'urgenza di voler imporre un freno nel momento in cui appunto vi è una manovra che per certi versi è una manovra sbagliata, però percepisco anche dalle parole dello stesso Montuori che uno dei motivi per cui il reddito di cittadinanza è stato più bersagliato, a ben vedere, dall'opinione politica di moltissimi partiti è l'eccessiva facilità di abuso di tale strumento. Ecco che in tal senso la misura utilizzata per il 2023 da parte del nuovo governo non aiuta per niente. Nel momento in cui si toglie l'accesso al reddito di cittadinanza ai soggetti occupabili e nel momento in cui ci si rende conto del fatto che ci sono degli abusi di tale strumento, ecco che allora si arriverà alla situazione in cui gli inoccupabili aumenteranno drasticamente, perché con la stessa facilità con cui si aggiravano i requisiti richiesti per accedere al reddito, altrettanto semplice sarà appunto apparire come inoccupabili
E rispetto invece a quanto detto Pauline, anche in questo senso, secondo me, vi è un vizio di fondo nel ragionamento. Non si può attribuire alle regioni la colpa di non aver saputo gestire i centri nell'impiego nel momento in cui si vara una legge nazionale, perché la legge nazionale deve necessariamente tenere in considerazione e avere la certezza assoluta che i centri per l'impiego, soprattutto nel momento in cui viene stanziato un tale importo, che i centri per l'impiego saranno in grado di effettuare i controlli necessari e soprattutto di offrire i posti. Quindi io ritengo che in entrambi questi ragionamenti ci siano dei vizi, che è un po' il problema un po' il problema per me di questa manovra, nel senso che sono stati bersagliati non i reali problemi, ma che sono state fatte un po' prese delle posizioni ideologiche che si vanno a tappare, ma fino ad un certo punto. Da una parte all'altra, insomma. Diceva Baldin il concetto dei centri per l'impiego. Esatto. Sì, solo per sottolineare però questo aspetto. Non tutte le regioni hanno agito in ugual maniera. Ovvero ci sono state regioni più virtuose e altre che invece ancora ad oggi devono fare le assunzioni dei famosi navigator che erano state promesse. Quindi la discrepanza tra regioni è stata enorme ed è questo il vero vulnus del sistema reddito di cittadinanza, cosa che non ha funzionato. La Campania forse si riferisce alla regione Campania? No, chiedo perché cioè la regione del Veneto, forse lei non lo sa, fa il consigliere regionale, è una regione che ha il massimo di politiche, esprime attraverso le politiche attive, esprime uno dei massimi livelli, non a livello nazionale, ma a livello europeo, di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo a favore delle politiche attive. I centri per l'impiego sono tra i migliori d'Italia e quindi forse non sa che la norma che prevede quali sono come deve essere gestito le redditi di cittadinanza non è veneta ma è nazionale, quindi le condizionalità che si devono rispettare per una persona che non accetta poi un lavoro perché pensa di farne altro non sono state stabilite dalla Regione del Veneto, ma sono state stabilite dal governo. Quindi lei ha detto che la Regione del Veneto stavo parlando di regioni in generale. Ok, perfetto. Il sistema regionale è molto diverso tra di loro e di centri per l'impiego che in molte regioni non hanno funzionato proprio perché non sono state fatte le assunzioni promesse. Posso farle una domanda? Dove avete preso più voti voi? No, così andiamo subito al dunque del problema. E dove ci sono più redditati in Italia? La provincia di Napoli è la provincia che rispetto a tutto il resto d'Italia, al nord Italia assorbe la stessa percentuale di persone che hanno richiesto, anzi la supera, di reddito di cittadinanza, la provincia di Napoli. Allora, il Veneto ha un bisogno di manodopera che è mostruoso. Il Veneto, come il Friuli, come l'Emilia Romagna, c'è, bisogna avere la voglia di trovarselo. Non è facile spostarsi da una regione all'altra, perché guardi, io sono figlio di un siciliano che è venuto a lavorare in Veneto, quindi credo si possa fare come l'hanno fatto per tantissimi anni quelli che andavano a lavorare alla Fiat piuttosto che nelle fabbriche del nord, e credo che sia ora di riprendere quello. Però, rispetto poi al fatto che non accetto ancora questa narrazione. Un attimo, Baldin, facciamo finire il meridione non ha voglia di lavorare mentre chi sta al nord invece cerca e trova subito lavoro. È una narrazione che non sta più in piedi. Guardi che lo dice il figlio di un siciliano, dico solo che bisogna favorire le condizioni. Non possiamo negarlo, non esistono le stesse possibilità che esistono nel nord e nel centro Italia. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Possiamo paragonare il Veneto alla Sicilia. Abbiamo sistemi completamente differenti. Se noi diamo un messaggio che è meglio stare su un divano piuttosto che cercarsi un lavoro, anche come cameriere all'inizio, come collaboratore all'interno di un ristorante, il turismo al sud è florido. Un'azione di formazione prima per trovare un lavoro qualificato poi, e le sto dicendo che bisogna far capire che non è facile avere un sussidio se si sta a casa a non fare niente. Chi non ha come chi non ha pensioni bassissime, chi non ha le possibilità di lavorare, i disabili, tutte queste persone certo che vanno favorite. Dobbiamo togliere a chi ne ha abusato per dare a chi non ha avuto. Questa è la richiesta di manodopera. Tutti i giorni, lei che vive in Veneto, Valdì, dovrebbe saperlo, gli imprenditori veneti chiedono ogni giorno manodopera che non trovano, i ristoranti, gli alberghi, tutto. E questo pensiamo che questo sia colpa del reddito di cittadinanza? Pensiamo che le persone si accontentino di prendere
prendere 150 euro, perché questa è la media del reddito di cittadinanza pagato in Veneto, per stare sul divano e non trovarsi un lavoro? In Pensiamo Veneto che un giovane o una persona di 50 anni sia contenta di mantenere una famiglia con 150 euro al mese? Li stiamo parlando di questo? Allora intanto sta dicendo una sappiamo cosa, fare intanto, conti sempre, o... sta dando dei dati che pensando che poi i veneti che ascoltano siano stupidi. Sulle fonti ufficiali, non stiamo parlando di 800 euro al mese erogati come reddito di cittadinanza. Vengono dati a chi integra il reddito. Fondi molto inferiori che non permettono alle persone di vivere nell'agio. Nessuno vive con 150 euro, sta dicendo una bugia. I veneti lo sanno bene, di fatti li hanno puniti e non li hanno votati. La media del reddito di cittadinanza in Veneto è questa. Non parliamo di cifre assurde, parliamo di cifre che in qualche modo compensano quello che manca. Ma cosa c'entra? In Veneto quei pochi che prendono il reddito di cittadinanza in maniera peraltro probabilmente molto corretta e coerente, usano quella piccola parte di reddito di cittadinanza che gli serve a colmare il gap tra il valore minimo del loro reddito e quel poco di più che dava il reddito di cittadinanza. Chi dice di togliere questo? Parlando di manodopera che si cerca e non si trova perché i giovani non vogliono lavorare, questo stava dicendo. Non ho detto questo, ho detto che ci sono, che è più facile stare su un divano. Dire basta a queste menzogne, non è colpa del reddito di cittadinanza. Bisogna renderlo difficile. In Veneto i giovani hanno voglia di lavorare. Aspettate un attimo, mi fate sentire anche Pauline, così spezzo un attimo il botta e risposta. Pauline, la verità sta nel mezzo? Ricordo all'unica consigliera dei 5 Stelle, vorrei dire quasi abusiva perché ha vinto un ricorso, che è sotto gli occhi di tutti. In che senso? Spieghi meglio, perché io è un po' pesantino Pauline. La lista, quello che ha detto è assolutamente infondato e anche diffamatorio. Le rispondo subito perché ho seguito il ricorso. Allora, la lista, ricordo che la lista... Mi sembra diffamatorio quello che ha appena detto nei miei riguardi, perché non sono un consigliere abusivo, le ricordo. Io non so lei che razza di incarico abbia, ma io non sono un consigliere abusivo, le ricordo. Posso risponderle? Mi lascia parlare? Magari anche delle scuse sarebbero gradite. Allora, la lista dei 5 Stelle in Veneto non ha preso il 3%, requisito primario per poter fare un consigliere regionale. Voi avete fatto non è così, si informi meglio prima di... mi sono informato. Perché ci sono state tra l'altro delle sentenze di 2 giudici. Può stare zitta un secondo perché ha detto una serie di fregnacce. Allora, io le ricordo che lei è stata lì grazie a un corso che avete vinto. La lista dei 5 Stelle non ha preso il 3% in Veneto. Questo può confermarmelo? Ma lei fa il giudice? Mi permette, ma lei che ruolo ha? Fatto del ricorso, come ci sono 2 ricorsi della stessa natura accolti in Lombardia e nelle Marche, la legge parla chiaro. L'attribuzione dei seggi in Regione Veneto viene data alle liste che raggiungono il 3%. Lei è infatti noi abbiamo superato il 3%, le chiedo di andarsi ad informare. Lei è lì grazie a un ricorso vinto. Seconda cosa che non interessa ai cittadini... Magari perché avevo ragione, non perché avevo pagato i giudici, mi scusi. Non riusciamo a parlare, va bene? Dopo lei dirà quello che ha parlato anche troppo, mi sembra. Allora, le 2 più grandi truffe recenti sono il 110% e il reddito di cittadinanza. Ricordo anche al rappresentante del terzo polo, di chi voleva Draghi, ricordo solamente che a Draghi io ho chiesto di introdurre il requisito per chi chiedeva il reddito di cittadinanza del certificato di residenza. Ecco, il suo presidente Draghi, che il suo leader vuole, lo rimpiange così, ecco, ha detto di no, continuando ad alimentare una serie di truffe enorme, seconde solo a quello del 110%. Quindi di questo stiamo parlando. Il reddito di cittadinanza è questo, non ha fatto lavoro. Ricordo anche alla Baldin che non è lo Stato che deve procurare i posti di lavoro li fanno gli imprenditori, eventualmente lo Stato aiuta a
far sì che ci siano i posti di lavoro. L'unica cosa che ha fatto il reddito di cittadinanza è dar lavoro ai navigator. È stata un'assoluta truffa. È bene toglierlo immediatamente e prevedere qualcos'altro, come diceva Montuori. Le garanzie per le fasce più deboli ci sono, andranno sicuramente aiutate, alimentate, ma il reddito di cittadinanza è sbagliato concettualmente e la sua applicazione è stata una delle più grandi truffe italiane. Baldin, torniamo un attimo sulla querelle di prima, così magari abbassiamo un attimo il tono. Voleva dire qualcosa, insomma? Semplicemente che mi sorprende che da parte di un rappresentante, non so di quale istituzione, ma vi sia un attacco personale nei miei confronti utilizzando frasi del tutto diffamatorie, e provvederemo in tal senso. Però rispondendo alla questione del reddito, è esattamente come dicevo io, ovvero se qualcosa non ha funzionato è colpa del sistema di ricerca del lavoro, ovvero dell'incrocio tra domanda e offerta che evidentemente è saltato e in molte regioni non ha funzionato, motivo per cui i numeri sono anche diversi se ragioniamo del Veneto piuttosto che della Sicilia, tanto per fare un esempio. È evidente che ci sono delle difficoltà oggettive superiori al sud rispetto al nord del paese, e queste andrebbero però, capite bene, anche eliminato, cercare di ridurle il più possibile. Anche perché se vogliamo ragionare di autonomia differenziata, sappiamo benissimo che quando non c'è una perequazione tra nord e sud rischiamo grosso, rischiamo di avere regioni che non ce la fanno, e anche per un sistema costituzionale come previsto per l'autonomia differenziata dobbiamo arrivare a portare quasi tutte le regioni che ne fanno richiesta. Un attimo Paolin, se no non lo capiamo. Io vedo che l'educazione non è di caso. Comunque stavo dicendo che proprio per la Costituzione ci viene in qualche modo imposto di ottenere una parità tra le varie regioni. L'autonomia dovrebbe servire anche a quello, cercare di portare su le regioni che oggi sono in difficoltà e cercando poi di ottenere dall'altra parte per le regioni più ricche trattenere qualche risorsa in più, cosa che per il momento non abbiamo visto. Si sta ragionando di altro e vedremo come andrà a finire, anche perché, ripeto, questo è un voto che deve passare per il Parlamento, non lo fa il governo, semmai farà una legge quadro dove le regioni si possono inserire con delle intese tra Stato e regioni, ma di questo vedremo in seguito. Quello che a noi piacerebbe rimediare è proprio questa discrepanza tra chi ha più e chi ha meno. È una notizia oggi data in studio che le forze politiche oggi rappresentate non sono contrarie all'introduzione di un'addizionale IRPEF. Si era arrivati ad un passo, lo ripeto, in Consiglio regionale, perché se ne è discusso per più di un mese e all'interno delle varie commissioni consigliari anche le categorie economiche e i sindacati erano a favore dell'introduzione dell'addizionale IRPEF, che, ripeto, andrebbe a colpire una percentuale molto ridotta della popolazione veneta, ma con grandi capacità contributive, e quindi con pochissimi euro si sarebbe potuto, ad esempio, dare una risposta magari anche efficace agli aumenti delle rette, delle RSA. Abbiamo letto di oggi la notizia, 1.400 euro in più per le rette delle case di riposo. Quindi oggi una famiglia che abbia un anziano ricoverato in queste strutture residenziali per anziani è in forte difficoltà, e credo che andrebbe aiutata proprio sulla base di chi ha un reddito maggiore e può contribuire maggiormente alle esigenze di tutti i cittadini che oggi sono in difficoltà. È stato chiamato in causa anche Lago, allora volevo sentire anche lei e poi torniamo da Montuori e Paolin. Sì, ma allora sul punto di Paolin, che ha detto che appunto aveva chiesto a Draghi di indicare la residenza, non mi sembra rilevante a risolvere quelli che sono i problemi legati all'utilizzo dell'istituto reddito di cittadinanza.
che appunto ormai sono chiari i problemi legati al reddito di cittadinanza, nel senso che da un lato ci sono gli abusi del reddito di cittadinanza, quindi che viene sia elargito a chi non aveva bisogno, sia appunto viene utilizzato solamente come strumento assistenzialista, e poi giustamente, come è stato detto, legato al fatto che i centri per l'impiego non erano in grado di produrre delle richieste di lavoro che potessero essere applicate ai percettori di reddito di cittadinanza. In questo senso, l'ho detto prima ma lo ripeto, è assurdo attribuire la responsabilità di ciò ai centri per l'impiego, perché nel momento in cui viene varata una legge di questa importanza bisognerà accertarsi non al 100% di più che i centri per l'impiego siano in grado poi di produrre le richieste, perché il denaro che viene speso e che viene utilizzato in maniera inadeguata non viene utilizzato dai centri per l'impiego o dalle regioni, ma appunto è frutto della legge statale. Quindi sì, sul punto dei Draghi non saprei neanche bene come rispondere, perché non capisco in che modo Draghi non abbia dato una risposta adeguata al reddito di cittadinanza. Quel che è importante è che adesso appunto vi sia una qualche manovra che sia invece produttiva di lavoro e che sia dinamica e che guardi effettivamente a ciò che realmente è la necessità, ovvero evitare la povertà, ma attraverso una diminuzione della disoccupazione, e su questo appunto ci affideremo al governo Meloni. Montuori. Ma ritornerei sul tema, al di là del fatto che i centri per l'impiego del Veneto sono tra i migliori della nazione, quindi probabilmente il consigliere Baldin, che è vero che ha vinto un ricorso ed è consigliere per quello, che è legittimo, nulla da dire, spero che non si offenda perché uno dice una cosa del genere, è legittimo, lei è nel pieno delle sue funzioni come consigliere, ma Paolin sottolineava che lo è perché ha vinto un ricorso, e il dato politico era perché i 5 Stelle non hanno avuto un grande risultato in Veneto, al di là del fatto che io credo sia assolutamente legittimo che la Baldin sia consigliere regionale, però i 5 Stelle in Veneto non hanno assolutamente ottenuto nessun risultato, e abbiamo visto proprio dei dati del reddito di cittadinanza dove i 5 Stelle invece lo hanno ottenuto, e non è un'equazione dire dove ci sono fasce più deboli hanno votato per noi perché li tuteliamo, non è assolutamente così. Si tutelano le fasce più deboli facendo in modo che le imprese producano occupazione, producano reddito e paghino i servizi attraverso le tasse che le stesse imprese pagano e attraverso i lavoratori che vengono occupati che pagano le tasse. Questo si ribalta in termini di servizi a favore dei cittadini tutti e di chi ha meno. E qui viene il grande tema, perché si tocca sempre il tema della tassazione, dell'evasione, eccetera, eccetera, che sicuramente va colpita perché è un dramma italiano, ma va colpita la grande evasione, perché questo è il vero tema dove la sinistra e i 5 Stelle hanno sempre avuto il timore di andare a parare, perché i rischi sono più alti, dove si colpiscono le multinazionali, quelle sono le cose dove si va a colpire l'evasione. Il tema però qual è? È che a fronte di tante tasse pagate, in particolare da chi produce reddito, non si vede un ritorno in termini di servizi. Allora i poveri cittadini siciliani devono chiedere che i servizi vengano erogati in maniera migliore per far sì che le persone che sono disoccupate possano trovare un lavoro, perché se i centri per l'impiego del Veneto funzionano, devono funzionare anche quelli siciliani, e quelli siciliani, se non hanno immediata occupabilità delle persone all'interno della propria regione, cosa che credo sia difficile perché la Sicilia è una regione piena di turismo, di occupazione di altro tipo, insomma ha delle mille risorse, faccia sì che questi cittadini vengano al nord a lavorare. C'è un bisogno enorme di operatori sociosanitari, perché non vengono a cercare lavoro all'interno delle RSA che tanto vengono decantate come aziende che aumentano i costi, senza pensare che però poi queste RSA stanno anche in piedi grazie al fatto che devono pagare di più quelle persone che ci lavorano e non le trovano. Perché non facciamo questo? Perché queste sono le politiche. Se invece io ti do la possibilità di stare tranquillo, bello, perché 700 euro ce li hai, magari ti fai anche il tuo bel lavoretto in nero, e così arrivi a uno stipendio di 1200 euro, tutti belli detassati, beh, forse questo è un esempio che dobbiamo colpire, dobbiamo farlo anche in maniera molto dura. Quindi è inutile che parliamo di fare i paladini contro l'evasione, cosa che sappiamo tutti, quando invece quello che dovremmo far sì è che tutti i servizi che vengono messi a disposizione dei cittadini siano efficienti in tutte le regioni d'Italia, e non venga compensato questo dicendo vabbè intanto ti do qualcosina perché c'è l'inefficienza della macchina statale. Si lavori su quello, così tutti saranno più felici di pagare le tasse perché ne hanno un ritorno immediato. Questo è quello che io vorrei sottolineare, che viene invece sempre mistificato dal fatto che è il politically correct, no? I più deboli, tutti vogliamo che i più deboli siano tutelati, tutti l'ho detto io che l'IRPEF non mi avrebbe danneggiato e sarei stato favorevole anche in Veneto di pagare una tassa che va a favore di chi ha meno.
Ma questo cosa c'entra con l'efficientamento della macchina statale e dell'apparato in tutte le regioni d'Italia e col fatto che il lavoro si deve cercare e si deve venire a trovare anche dove in questo momento c'è e c'è un disperato bisogno di manodopera? In Veneto come in Friuli, come in Lombardia, come in Emilia Romagna. Questo non è facile dire, sono i centri per l'impiego che devono intermediare. Se io ho bisogno di lavorare, me lo cerco. Questo credo sia il principio che deve passare. Poi i centri per l'impiego faranno il loro, in Veneto come in Sicilia. Baldin e poi Paolin. Ma visto che si è citato l'operatore sociosanitario, mi chiedo se siamo a conoscenza di quanto sia lo stipendio base di un operatore sociosanitario. E ci dobbiamo anche chiedere perché non si trovano questi operatori, tant'è che la Regione stessa va alla ricerca anche di cooperative esterne che danno la possibilità di andare avanti nelle famose RSA dove nessuno più vuole lavorare. E questo è il fulcro. Siamo in attesa da più di 20 anni di una riforma delle IPAB. Sembrerebbe che da questo anno, speriamo bene entro il 2023, insomma, di averla finalmente questa riforma, che si prenda in carico tutta la parte, diciamo, sociale e socioassistenziale per arrivare anche a inquadrare meglio la figura degli operatori delle IPAB. Stiamo parlando di operatori che svolgono un lavoro comunque molto difficile, la paga è molto bassa e quindi capite bene che non è una mansione così appetibile dal pubblico, ma non lo dico io, lo dicono i concorsi ai quali non si presentano più tante persone, lo dicono i direttori delle RSA stesse, quindi cercare di rendere appetibile queste mansioni credo sia un dovere anche nostro della politica regionale veneta, che in questi 20 anni e oltre non ha saputo fare, perché se siamo a questo livello probabilmente qualcosa di sbagliato nella programmazione c'è stato. Parlando anche più in generale, non solo di regione, perché sennò qualcuno si arrabbia, la programmazione che c'è stata a livello di medici, abbiamo riscontrato visivamente, è stata del tutto sbagliata, del tutto inefficace. Se oggi parliamo di mancanza di medici, mi dispiace che ci sia svegliati un giorno e si sia ritrovata questa difficoltà. Probabilmente bisognava svegliarsi prima e capire cosa andava fatto, magari anche cercando di eliminare il numero chiuso a medicina, ma non solo, perché appunto poi rimane il problema delle cooperative esterne che pagano più di 100 euro l'ora un operatore della sanità, mentre il pubblico non riesce a fare questo. Quindi i temi sul piatto sono tanti, la politica è chiamata a fare anche delle scelte, a decidere da che parte stare e non sempre è colpa dei cittadini che, a detta di qualcuno qui in collegamento, non hanno voglia di lavorare. Paolin. Allora, ricordo alla Baldin che il Movimento 5 Stelle è stato al governo negli ultimi 4 anni e mezzo e io non ho ricordi di tutta questa pressione per le RSA e per i problemi che lei sollevava. A precisare, l'abusività che intendevo era, e l'ha sottolineata Montuori, rispetto, se mi fa parlare, rispetto al posto che hanno i 5 Stelle in Regione Veneto. Poi lei legittimamente ha vinto un ricorso che ricordo analogamente perché l'ho seguito in prima persona, un ricorso che in Lombardia ha avuto un esito totalmente contrario e anche in Abruzzo, dove la legge elettorale è analoga e prevede che per andare al riparto dell'assegnazione ai consiglieri regionali le liste dei candidati devono superare il 3%, cosa che non è avvenuta per i 5 Stelle. Dopodiché il suo posto è legittimo da consigliera regionale. Quando la Baldin diventerà presidente del Veneto farà tutte queste cose che lei ci ha detto e aumenterà l'IRPEF. Per ora c'è un presidente Zaia che non sta governando male, ha detto anche dei risultati che raccoglie come consenso e anche come percezione sulla cittadinanza. Per ora noi siamo così. Rispetto al reddito di cittadinanza, vorrei ricordare alla Baldin che ho fatto una personale guerra, forse lei non lo saprà, ma io sono stato parlamentare fino a ottobre e sul reddito di cittadinanza ci ho messo parecchio del mio e
ricordo sia a lei che anche al rappresentante di Calenda e Renzi che le truffe sul reddito di cittadinanza da parte di cittadini stranieri sono state molte, vi siete perse tante paginate di giornale dove veniva rappresentato che su condomini a Milano c'erano 700 cittadini rumeni, piuttosto che adesso non mi ricordo. Ecco, l'introduzione del certificato di residenza sui requisiti per l'ottenimento del reddito di cittadinanza non avrebbe risolto tutte le truffe, ma almeno il 50% le avrebbe eliminate. Ecco, né Draghi né i 5 Stelle, perché ricordo la sottosegretaria era dei 5 Stelle, hanno voluto adottare questa misura. Perché? Perché il reddito di cittadinanza, diciamocelo, ha favorito l'assistenzialismo, ha favorito un certo voto di scambio. Vi invito ad andare a vedere il risultato che fa i 5 Stelle al sud, dove è più alto le richieste, l'ottenimento del reddito di cittadinanza, più alto è il consenso che ha il Movimento 5 Stelle. Non è così in Sicilia, perché hanno governato e anche i siciliani ormai hanno potuto pesare i 5 Stelle e quindi non è così. Però tutte le altre regioni dove più alto è il numero dei percettori di reddito di cittadinanza, più alto è il voto che prendono i 5 Stelle. Il Veneto prendono poco. Ma perché? Questo a sottolineare e a chiudere la polemica: il reddito di cittadinanza è stato fallimentare nei suoi principi, non ha creato lavoro, non ha funzionato sotto nessun aspetto, i centri per l'impiego, stiamo dando colpe che non esistono. Bene, è ora di passare a qualcosa di diverso. Cioè bisogna puntare a dare una mano alle aziende che sono quelle che creano posti di lavoro. Per chiudere la polemica su questa manovra, ricordo a tutti che la quasi totalità dei soldi di questa manovra sono stati riservati a famiglie e imprese per l'energia. Quindi abbiamo aiutato tutte le fasce deboli. Quindi è inutile di continuare con sta cantilena che non è stato fatto questo, non è stato fatto l'altro. Il governo ha giurato il 22 di ottobre su una legge che era già impostata, sono state fatte le corse. Ricordo che qualcuno, anche di loro signori, facevano il tifo per l'esercizio provvisorio, perché poi bisogna dire anche questo. Ecco, bene. Le parti minimali della manovra sono state assegnate a varie cose. Adesso il governo sarà al lavoro e affronterò, come ho detto prima, tutti i problemi, dando una scala delle priorità. Allora, siamo negli ultimi minuti. Volevo dedicare gli ultimi minuti a parlare velocemente delle amministrative a Treviso. Allora, siamo tutti in attesa di capire terzo polo anche, perché sappiamo che la strada è quella della candidatura solitaria, con un nome che i nomi stanno girando in questi giorni. Ci sono novità in arrivo? Beh, sì, ci sono certamente novità in arrivo. Quando sarà sciolta la riserva sul nome? Beh, puntiamo a risolvere la riserva il più presto possibile. Non ci sono date o tempi tecnici, semplicemente si scioglieranno le riserve nel momento in cui vi è certezza sul nome. Quello che è sicuro è che abbiamo intenzione di portare un progetto qualitativamente elevato, con delle linee di confine ben chiare e con l'obiettivo di portare Treviso a non essere semplicemente, per quanto ciò sia comunque ammirevole, un capoluogo di provincia ben amministrato che fa il suo compitino, ma portare a essere Treviso una città assolutamente riconoscibile, e questo crediamo di poterlo fare. Baldin, anche il Movimento 5 Stelle è in corsa, vero? Credo che da soli si faccia poca strada, quindi secondo il mio parere e anche il parere di molti attivisti è quello di cercare, insomma, di creare un'alleanza più forte a livello di partiti e movimenti politici, anche liste civiche naturalmente, che abbiano magari in comune lo stesso programma naturalmente, e delle figure che sono, diciamo, adatte, idonee a fare un percorso assieme.
non si creano alleanze dal nulla, vanno costruite piano piano e passo dopo passo insieme. Quindi credo che questa sia una buona soluzione per arrivare alle prossime amministrative in tutte le regioni in cui, in tutte le città in cui si va ad elezioni, ad una alleanza solida e costruita appunto sulla base di un programma comune con delle persone che vanno d'accordo assieme. Poi ovviamente se si vuole governare queste sono le condizioni primarie, credo quindi che si vada verso una soluzione di questo tipo e nei prossimi mesi appunto, magari nei prossimi giorni, avremo qualche notizia in più da dichiarare. Paolini invece si avvicina anche il congresso della Lega a Treviso, provinciale, lei è uno dei candidati. Qua, che data abbiamo? Che data abbiamo? Ma allora la data del congresso dovrebbe essere oscillante fra il 22 e il 29 di gennaio, quindi ci siamo, adesso diciamo che già da questa settimana dovrebbe partire tutta la macchina organizzativa. Per quanto riguarda la corsa, siamo in 4 candidati, adesso entrerà nel vivo. L'unica cosa che vorrei sottolineare è che io sono l'unico candidato che non ha sponsor, perché io volevo il mio sponsor sono i militanti. Non cerco l'approvazione come ad esempio per Dussin che ha l'europarlamentare da Re che lo sponsorizza, o Barbisan che ha Stefani, oppure Coin che ha Gobbo. La mia corsa, come ho detto fin dall'inizio, è quello che sto facendo. Sto incontrando, fino ad oggi sono arrivato a 35 sezioni, incontrare i militanti per sentire da loro cosa serve alla Lega, cosa sono le proposte per il futuro. Chiuso questo giro, questi incontri, formalizzerò quel mio programma che sarà alla base delle richieste che fanno i militanti. Ecco, in questo senso è la mia corsa in questa segreteria provinciale. Per il discorso delle amministrative c'è poco da dire, insomma il centrodestra è compatto e quindi credo che per Treviso l'affanno che ha sia il Terzo Polo che i 5 Stelle, insomma, penso di consigliare loro di fare un'opposizione, prepararsi per un'opposizione chiara, semplice, netta, però che si arrendano al fatto che Mario Conte sarà il sindaco di Treviso. Vabbè, anche per i prossimi vedremo, 5 dai, anni. lasciamo un po' di suspense, va. No, beh, credo che non ci sia suspense, lo dicono i numeri e lo dice soprattutto il risultato dell'amministrazione Conte, del lavoro fatto che i cittadini sono in grado di poter vedere e percepire. Comunque saranno sempre sovrani i cittadini al momento del voto. Allora, grazie a Vittorio Lago per essere stati con noi, grazie a Erika Baldin, a Giuseppe Paolini e grazie anche a Giuseppe Montuori. Ancora buon anno. Buona giornata. Buon anno anche a voi, ovviamente. E questa sera, come sempre, dalle 18:30 i nostri telegiornali a partire dal Veneto. Grazie per averci seguito, arrivederci.